anche questa mattina, l'ultimo giorno di aprile, poi inizierà maggio, speriamo un maggio meno piovoso, più allegro. E con chi partiremo questa mattina? Presentatevi, chi abbiamo in presenza, che a Mirella fa un piacere enorme. Prego. Sì, buongiorno, mi chiamo Termini Fabio e sono un paracadutista e sono il vicepresidente dell'Associazione Culturale Paracadutisti Dea Bellona. E siamo qua dunque per dimostrare che siamo dei paracadutisti veri e propri, al contrario di quanto... Carne e ossa. Carne e ossa, al contrario di quanto dicono altre persone. E qui con me c'è il consigliere... Smaniotto Roberto, ci siamo già visti in trasmissione, sono una persona che cerca di dare una mano all'associazione a continuare a portare avanti l'idea di perché siamo ancora orgogliosi dopo tanti anni di essere stati paracadutisti all'epoca e cercare di trasmetterlo alle generazioni più giovani che, ahimè, non fanno neanche più servizio militare, quindi non sanno neanche di cosa stiamo parlando. E saluto anche Paolo Guizzo, sindaco di Volpago del Montello, che è assieme a una persona che voi già conoscete, Mario Frassetto della Proloco. Grazie anche a lei, sindaco, grazie anche a Mario Frassetto di essere qui, perché parleremo di avvenimenti, di feste, di celebrazioni, l'importanza di far capire che le tradizioni, la storia, le origini di quelli che rappresentano queste associazioni sono ben salvaguardate, sono in mano a persone per bene. Allora, intanto io vorrei ringraziare questi rappresentanti di questa associazione Dea Bellona, perché sono molto vicini ai veneti scacciati dalla crisi, hanno portato veramente, anche avete visto durante il Natale, l'Epifania, tantissimi giocattoli bellissimi, nuovi per i nostri bambini, quelli che non hanno la fortuna di avere la possibilità di comprare questi giocattoli che in queste occasioni sono fondamentali per far vedere, sorridere un bambino, un ragazzino, e devo veramente dire grazie, sono arrivati dei giocattoli veramente meravigliosi. Grazie. Poi hanno partecipato il 13 aprile a questo bellissimo evento, il villaggio delle associazioni, su uno dei posti più belli che abbiamo a Treviso, precisamente a Silea, lungo il parco del Sile. Ecco, che giornata abbiamo vissuto? È stata un'esperienza unica, diciamo che non ce l'aspettavamo, è stata una bella partecipazione da parte di tutte le associazioni. Si è visto veramente il cuore di questa associazione, cioè l'unione che c'è tra di noi, è stata una cosa bellissima, perché una realtà che non mi aspettavo sinceramente, è stata veramente... Ti ringrazio tantissimo Mirella, a nome di tutta l'associazione nostra, di averci fatto partecipare a questo, perché ci ha aperto gli occhi su tante cose che non sapevamo neanche esistessero. Roberto? Sì, come ha detto anche Fabio, ci siamo resi conto che in mezzo al nostro tessuto ci sono tante piccole realtà di cui ignoriamo completamente, presi dalla nostra vita frenetica, e di tutte quelle persone in minoranza, come dico, che hanno bisogno comunque di aiuti concreti per poter andare avanti. Noi come associazione culturale, giustamente nel nostro piccolo, cerchiamo di poter fare qualcosa, come abbiamo detto prima, con le derrate alimentari, con i giocattoli per i bambini e altre piccole cose. Allora io ringrazio anche Carlo Soricelli, che è collegato con noi, curatore osservatorio di Bologna Morti sul Lavoro. Grazie anche a lei, Soricelli, di essere qui, perché noi dobbiamo parlare anche purtroppo di questi morti, di questo 2024 chiuso con dei numeri veramente terribili, però le morti continuano. Anche l'altro giorno abbiamo sentito uno alla settimana in pochi giorni, perciò dobbiamo riflettere su quello che sta succedendo, l'importanza della sicurezza, quello che avete cercato di fare anche voi domenica 13 aprile, capire quanto importante è la sicurezza indipendentemente da dove ti trovi e cosa fai. Allora sentiamo anche il sindaco Guizzo. Sindaco, cosa ci dice? Ecco, che avvenimenti ci saranno a Volpago del Montello assieme anche a queste importantissime Proloco, che se non ci fossero anche loro dovremmo inventarle. Forse anche questo, unirsi di più, come parlavo col presidente Furlan delle Proloco, fare più squadra, ecco, spostarci, incontrarci non sarebbe male. Cosa ne dice, sindaco? Sì, buongiorno a tutti. Allora sì, diciamo che per noi la Proloco ha un ruolo molto importante, tanto è vero che il nostro presidente, diciamo così, è sempre molto vicino anche alla presidenza UMPLI, proprio nella
diciamo così, nel coordinamento e nella gestione delle varie iniziative che portano avanti le Proloco. Diciamo che qui a brevissimo, proprio domani, avremo 3 manifestazioni che si sommano fra loro. La manifestazione che è la Volpago in Fiore, abbiamo poi il palio del Taglia Esbrega, che è, diciamo così, una manifestazione che ricorda un po' la storia, nel senso che sono dei gruppi che tagliano e poi tagliano a pezzi dei tronchi di acacia e poi li spaccano, quindi producendo la legna da brucio, e poi chiaramente in base a chi fa la maggior produzione del tempo vince, appunto. Contestualmente c'è anche un'esposizione di uccelli e di animali da cortile, quindi sono tre realtà che occupano tutta la domenica del 4 maggio. Salutiamo anche Frassetto, così poi andiamo a Ciacinello. Buongiorno Frassetto. Allora, l'importanza di investire nel territorio, perché bisogna fare anche degli investimenti. Questi sindaci che sono sempre in prima linea con le Proloco, se non ci fossero non so cosa succederebbe, cosa ci sarebbe. Sentiremo parlare solo di politica, di morti, di matrimoni che ne sono pochi, e di funerali. Prego, Frassetto. Non sento Frassetto. Scusa Mirella, ma non ti sentivo bene. Allora, io ripeto quello che ha appena detto il sindaco, che quest'anno abbiamo cercato di fare 3 manifestazioni in un giorno, perché, come che ti avevo detto l'altra volta nella l'ultima edizione che sono venuto da te, abbiamo sempre più difficoltà di trovare operatori del settore per far manifestazioni, perché è cambiato il mondo, è cambiato un po' tutto, diciamo, e speriamo di fare una giornata piena. Tempo fa parlavamo anche delle scuole, delle cose. Difatti, se tu osservi nel volantino nostro, c'è scritto che abbiamo una premiazione di tutti i disegni dei bambini del nido e scuole dell'infanzia, perciò diciamo che questo è il nostro scopo di promuovere le manifestazioni, incominciando dall'infanzia, dai giovani, dai bambini, sperando che in futuro migliorino questo mondo che abbiamo, che al momento non è che sia bello, limpido. E anche aumentare diciamo. il numero dei volontari, chissà che iniziando da piccoli, magari quando diventano ragazzini e poi i ragazzi diventino anche volontari, perché se non facciamo questo mi sembra un ottimo investimento. Allora sentiamo anche invece Sarcinelli cosa ci dice, com'è la situazione. Prego Sarcinelli. Parla di me, Soricelli. Sì, scusi, prego. No, dica, mi faccia le domande che vuole. Forse non l'ha sentita, com'è la situazione dal suo osservatorio, perché appunto parliamo di una cosa veramente seria e molto grave, la sicurezza sul lavoro. Allora, a questa mattina, se si contano tutti i morti sul lavoro, non solo gli assicurati INAIL, siamo a 320 morti sui luoghi di lavoro, che con l'itinere diventano 426 ed potrebbe essere un numero parziale. Ecco, questa è la situazione. Se poi volete nello specifico i morti in Veneto, che penso che sia quello che vi interessa, il Veneto è secondo per numero di morti quest'anno e sono già 30 sui luoghi di lavoro, più c'è l'itinere. Guardi Soricelli, siamo qua sbalorditi, anche attoniti, sì, anche gli ospiti vicini, che non è che noi interessano i morti nel Veneto, a noi interesserebbe che non ci fossero morti non solo in Italia, però Veneto, sentire che il Veneto ha queste cifre... C'è un'altra regione, parlavo dei morti dell'altra regione, insomma. Sì, ma ha fatto bene Soricelli, certo che fa
capire l'importanza di parlare, di riflettere. Ma secondo lei cosa sta succedendo allora? Perché abbiamo dei mezzi che anche come tecnologia sono dei mezzi veramente incredibilmente sicuri, però bisogna fare manutenzione, bisogna mettersi le cose giuste. Io però Soricelli, mi dispiace dirlo, però io giro moltissimo e purtroppo vedo sui cantieri che questi ragazzi, queste persone non si mettono in sicurezza. Io non so perché non ci siano gli addetti che dovrebbero controllare che ci sia il casco, che ci sia il gilet, che ci siano le scarpe, però quello che vedo purtroppo adesso poi arriverà il caldo, fa caldo, non riesco a tenere il casco, ma allora cosa si può fare, Soricelli? Oppure ma tanto sono bravo, so cosa faccio, è il mio lavoro. Guardi, voler scaricare sui lavoratori questa cosa qua è assurdo, perché allora se un lavoratore non rispetta le norme sulla sicurezza c'è un addetto apposta che è pagato per quello. E questo addetto, appunto essendo pagato, è responsabile e quindi deve, se ci sono cose non a posto, non in regola, che lavora non in sicurezza, la prima volta si ammonisce, la seconda si fa un richiamo scritto e la terza volta si viene licenziato. Ecco, e quindi cosa vuol dire questo? Che in realtà fa molto comodo che lavorano così. Tanto per essere chiari, No, ma l'ho invitata apposta Soricelli per far capire come funziona, perché giustamente io guardi, non li vedo questi, le voglio raccontare un caso capitato nel vostro Veneto, perché questa mamma qua, che ho contatto da quando gli è morto il figlio, come tanti in Italia, allora viene a parlare il 1° maggio in piazza a Bologna, in piazza Maggiore. Suo figlio, Montebelluna, suo figlio Mattia Battistetti è morto a 23 anni, un ragazzo meraviglioso, ottimo studente che aveva già vinto un concorso per andare, le faccio questo esempio, no? Perché vi tocca da vicino, aveva rifiutato di andare a lavorare nelle ferrovie, che era il primo della classe al liceo, perché voleva lavorare all'aria aperta. Questo ragazzo a 23 anni è morto schiacciato da un carico di una gru a 23 anni e questa gru aveva più anni di lui. E quindi questo per dire, non diamo la colpa ai lavoratori, che i lavoratori se non lavorano in sicurezza possono essere licenziati. Quindi guardi, perché io monitoro i morti sul lavoro da 18 anni, quindi so quello che dico e quello che vedo. Lo vedo anch'io certi casi a passare in certi cantieri che non lavorano in sicurezza, ma lì l'ha detto, c'è uno che è un responsabile in ogni cantiere della sicurezza, se non lavorano in nero. Quindi vuol dire che questi qui non fanno, perché fa comodo che lavorino così, perché la sicurezza costa, però il più prezioso della sicurezza è la vita di chi lavora. Non so se mi No, ma ci hai spiego. spiegato bene, anche perché il caso di Mattia Battistetti noi l'abbiamo seguito come Media Nord-Est, penso in maniera molto vicina, molto forte. Sì, ho parlato di lui, ma potrei parlare di 10.000 altri casi. Questo caso, ma il problema è, vede Soricelli, è una televisione veneta la vostra, e quindi per dire, ma sono tanti casi così simili, simili ci sono. Allora, non si può al giorno d'oggi, come diceva lei prima, con i mezzi tecnologici che ci sono, lavorare in questo modo qua. Poi c'è adesso, perché questo aumento esponenziale in questi ultimi anni? C'è un aumento esponenziale perché hanno liberalizzato gli appalti. Io le faccio un esempio, in Toscana, all'Esselunga, per costruire un capannone dell'Esselunga, no? Quindi un supermercato, che è una cosa anche abbastanza banale, no? Costruire un supermercato, perché insomma richiede impegno, però non più di tanto. Ci lavoravano 49 imprese. Come si fa a fare sicurezza
imprese che hanno 3-4 dipendenti ciascuno, come si può lavorare in sicurezza quando uno fa un pezzatino, quell'altro fa un pezzatino, quell'altro fa un altro pezzatino? Quindi è evidente che c'è questa cosa qua. E allora l'azienda committente, l'Esselunga, che è quella che ha dato in appalto il lavoro, quindi che ha fatto fare il capannone, non è neppure responsabile dei 7 morti che ci sono stati in quel cantiere. Sa da dove venivano? Da ogni parte d'Italia. Sì, l'abbiamo seguita, Soricelli, la storia, è una storia, però vedi, in Italia c'è un grande problema. O non vogliono fare i controlli, o non ci sono i controlli, o quelli, come dice lei, che dovrebbero essere sul posto e controllare, non riusciamo a capire se ci sono o non ci sono, perché lei dice che dovrebbe esserci questo responsabile che dovrebbe controllare. Io quando vedo, lei mi ha confermato che anche lei li vede, allora non capisco se c'è o non c'è il responsabile, perché non è che ne vedi uno senza casco, sono tutti senza casco. Aspetti un attimo, Soricelli, perché abbiamo Rinaldo in linea. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dirti, andare a lavorare, a portare a casa la pagnotta e a sarghe i peni non è una roba bella. Uno che va a lavorare fa portare a casa da mangiare alla sua famiglia, non sa neanche se arriva a casa vivo. Queste non è condizioni da lavorare. Dice che vada a lavorare i ministri, la gente che ha, tutta quella gente in Senato che vada a loro a lavorare in queste condizioni. È vergognoso che abbia da essere, è una guerra. Ogni anno in Italia esiste il po' di morte da lavoro. È impressionante e vergognoso. E che certe robe sapevamo questa trasmissione, perché neanche non sapevamo niente, no? Allora Battistetti, poveretto, dopo che è morto, è ancora da avere il risultato del processo di che sua mamma, che aspetta ancora la conclusione. È ancora più vergognoso. E di cosa parliamo? La politica, non ti, quello che ti fa ti, sia dalla mano alla politica, ma dovrebbe venire con te a parlare, ma non al sindaco Povarin che ha tutte le responsabilità e niente per risolverle. Che venga proprio un deputato, un senatore. Te la vuole l'altro giorno Bitonci, te la vuole l'onorevole Bitonci l'altro giorno. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie della telefonata. Allora, quello che però Termini voleva dire, che mi sembra anche corretto il commento che voleva fare. Ma il commento su questi morti, diciamo che sicuramente quello che concorre sono due cose. Uno è la fretta per via del tempo, che è sempre ristretti, e quindi di conseguenza l'operaio è costretto a correre sempre di più, e correndo sempre di più magari trascura quello che potrebbe essere la sicurezza. E poi di conseguenza c'è sta anche il fattore soldi per quanto riguarda gli appalti sempre più bassi, e di conseguenza la manutenzione dell'attrezzatura va poi piano piano va scemando. Cioè i problemi principali sono questi due, secondo me. Posso anche sbagliare, ma chi controlla, però poi se andiamo a vedere quanto tempo ci vuole per far imbragare un operaio, fare questo, fare quell'altro, cioè alla fin fine dice io questo con 5 minuti lo faccio perché mi devo mettere tutte le imbragature addosso e quello ci perdo mezz'ora. E mezz'ora, poi dopo mezz'ora, alla fine l'orario del lavoro si riduce in una maniera spaventosa, di conseguenza non pagano più quello che sono la sicurezza è fondamentale, certo. Da là non si può dire perdo tempo, non riesco, la sicurezza è a primo piano. Francesco da Vicenza, vai Francesco. Buongiorno. Niente, io volevo parlare per il discorso della sicurezza, no? Sì. Mi lavoro su una multinazionale. Prego Francesco, parla al telefono, non ascoltare la televisione. Ok, ecco, e ora mi vedo che per esempio il responsabile della sicurezza se passa 2 volte all'anno è tanto, è vero,
Quindi mi penso che sia colpa anche delle aziende che non viene fatto i controlli, perché se mi sono responsabile della sicurezza passo ogni giorno per il cantiere o per il reparto, perché mi lavoro dentro un reparto, e logicamente prima o dopo becco quello che non rispetta le norme di sicurezza. Invece vedo anche sulla mia azienda che non gliene frega proprio niente, lui va avanti, dopo oltretutto se te fai mai consiglieri di indire, mi raccomando, non mettere infortunio, metti mutua, perché se sai che se ti metti infortunio l'azienda viene penalizzata, no? Ecco, mi è capitato su un macchinario che era appena portato fuori dall'officina, quella che avevo funzionava bene, quella che il gas porta via, che mi ha detto la porto via per fare il controllo, se non sorvetto tirare via, ma addio manina, ecco, tanto per dire. Quindi bisogna incrementare le aziende a fare i controlli che vanno fatti e far rispettare le regole, perché ti fa fare i corsi di sicurezza e quella e dopo ti vedi che neanche i controlli non vengono fatti, ora tanto vale te vieni a farmi fare i corsi no, che vuoi più controllo da parte delle aziende, perché queste robe qua succede proprio perché le aziende non controllano se la gente sta lavorando in sicurezza. Mi capisco che la sicurezza costa e gli operatori costa, però ragazzi, se non facciamo prevenzione non daremo mai cura, anche per quanto riguarda quello che succede anche questi ultimi giorni qua che è successo a Valdagno, che voi la prevenzione, senza quella non si va da nessuna parte. Grazie intanto. Guarda Francesco, ti ringrazio per questa telefonata che mi supporta quello che dico, non ogni tanto ma quasi tutte le mattine, che io questi controlli li vedo molto poco. Ecco, io non so quello che ha detto Soricelli, ecco, sentiamo Soricelli, poi torniamo. È caduto Smagnotto. Allora Smagnotto, intanto che riprendiamo il collegamento, come commenta questa telefonata che fa capire che quello che dicevo io è la verità? Beh, sono perfettamente d'accordo sul discorso che la frenesia di dover produrre sempre di più a un costo sempre più basso ci stia portando a dimenticare quelle che sono le regole della sicurezza da tutte quante le parti. Questo è il punto focale di tutto. Allora, sindaco Guizzo, ma allora il sindaco responsabile della salute dei cittadini, questi cantieri che aprono, questi lavoratori, questi controlli, che i numeri non li abbiamo, perché i numeri che dicono anche lo Spisa non sono numeri perché mancano gli addetti. Cosa dice il sindaco? Anche voi come sindaci, perché poi siete voi in prima linea quando succedono queste tragedie, prego. Ma cosa vuole qua? Direi che è molto importante quello che già si sta facendo, ma che va intensificato, che è la cultura della sicurezza, perché di questo se ne devono rendere conto gli imprenditori e gli impresari, e le dirò che io che opero anche un po' nel settore, quando opero nel settore edile, fra l'altro faccio anche coordinatore della sicurezza in cantieri, vedo che è cambiato molto l'approccio anche da parte delle imprese, nel senso che io ho cominciato ancora quasi 35 anni fa e all'epoca il problema non era minimamente sentito. Invece adesso ci troviamo di fronte a molti imprenditori che lo vivono direttamente come questo problema, e quindi sicuramente sono fatti molti passi avanti, però c'è ancora molto da fare per far capire a fondo a tutti, a tutte anche alle maestranze che qualche volta magari alcune cose le ritengono poco importanti, e capita anche a me che dicono guarda che è per la tua sicurezza che facciamo sta cosa, non è che vengo qua a romperti le scatole per farti perdere tempo, no? E quindi secondo me la cultura della sicurezza è qualcosa su cui si deve ulteriormente investire, e interessando di questo tutti gli operatori. Sì, sindaco, però non è che possiamo aspettare di vedere un morto a settimana ogni 15 giorni in attesa che qualcuno prenda provvedimenti. Se ci sono da fare questi controlli, facciamoli, cerchiamo anche di assumere le persone che sa. È possibile che non si riescono a trovare persone, oppure gli stessi operatori all'interno che lavorano, perché così non si può andare avanti in attesa di troviamo i morti. Però sindaco Guizzo,
E queste famiglie cosa fanno? Queste donne che rimangono senza marito, non lavorano più, i figli, cioè diventano dei problemi giganteschi per quelle famiglie, e senza pensare alla perdita enorme che hanno. Cioè, secondo lei non sarebbe tempo che più di parlare bisognerebbe agire? Ma dirò che tutto sommato non è che qui da noi... Allora, incidenti capitano, questo è evidente. Quello che dicevo, si è fatto molto, c'è ancora molto da fare da questo punto di vista. E dopo ci sono sempre elementi di elettorietà, prende anche gli incidenti stradali. Solo qua in zona nostra sono morti in 2 giorni 3 giovani, perché erano dai 30 ai 40 anni in incidenti. E sono situazioni che ti fanno pensare, voglio dire, ma anche qui come intervenire? Sicuramente con maggiori controlli, maggiore attenzione, però mi creda che questa cosa va, al di là del controllo, della repressione, secondo me è fondamentale inculcare in testa questo concetto, che la sicurezza prima di tutto è per tutte le parti, per tutte le parti che operano nel settore. Le faccio un esempio, terra a terra, io mi occupo anche di progettazione. Fermo, sindaco, perché abbiamo Livio da Tessera, visto che sei terra a terra, poi le ridò la parola, se no mi cade la linea, sono tanti ospiti, bisogna avere un po' di pazienza questa mattina. Vai Livio. Buongiorno a lei, ma vi conoscete perché siamo spesso qui. Comunque io ho un pensiero che sono stufo a sentire per televisione che gli operai italiani hanno un stipendio basso. Ma perché non fanno qualcosa? Altro che i nostri politici che prendono un sacco di soldi, ma mi sembra che sia giusto. Ah mamma mia, non riesco più a capire niente qua. Quell'altra che è in Ungheria in galera, scusa se mi tremendo in modo cattivo, viene qui in Italia, il papà che li fa vincere qua un po' di voti, la mando all'estero e prende 18.000 euro al mese. Ma com'è possibile questo? Io sono una vita che lavoro, porca miseria, sono pensionato. Vabbè, e non so, certo che ho difficoltà di andare avanti, ci mancherebbe altro. Ma la regolarità dove sta? Ora, un operaio prende diciamo 1.500 al mese, un pensionato prende un po' di meno, e un politico deve prendere, come quella là che era in galera in Ungheria, 18.000 euro al mese. Ma le sembra una cosa normale questa? Certamente che mi schifo quando vedo certe cose. È incredibile, è veramente incredibile. Ma quando ci svegliamo noi italiani, chiameremo, scusa la parola, chiameremo tutti quanti a fanculo i nostri politici, e dove finirla? Abbiamo sentito anche Livio da Tessera. Livio l'ha detto anche ieri il Presidente della Repubblica, stipendi troppo bassi, ma sono anni che lo diciamo. Io penso di essere stata una delle prime in televisione a dire che non è possibile che l'operaio prenda questa paga, non è possibile che lavorare e rimanere poveri, non riuscire... Guardate che io oggi al banco alimentare aperto, ve lo dico tutti i mercoledì, io ho famiglie che con 2 stipendi non riescono a sopravvivere. Con 2 stipendi, perché quando hanno pagato il mutuo, l'affitto, le bollette, la macchina per andare a lavoro, perché bene o male bisogna andare a lavorare e nessuno te la paga. Ecco, gli altri, i politici hanno tutto pagato, perché se si spostano aerei, treni, loro... Cioè, capite che ha ragione anche Livio da Tessera, cioè non se ne può più a vedere la bilancia che pesa in maniera così diversa rispetto a quello che lavora, che suda veramente, che fa fatica. Ma cos'è il lavoro per qualcuno? Sindaco Guizzo, cos'è il lavoro per la politica? Perché dobbiamo anche capirlo a un certo momento, perché non sta più in cielo in terra che le persone non riescono a sopravvivere lavorando. Prego. Ma cosa vuoi? Sì, no, io adesso qua, giustamente cos'è per la politica? Io dico sempre, io sono un amministratore, io vivo del mio lavoro che non è quello di sindaco, e quindi conosco bene dico, queste problematiche. Sicuramente viviamo in un periodo in cui le competenze si evolvono e il mercato, anche questo mercato globale, ha fatto sì che purtroppo lo sappiamo bene tutti, no? Nel passaggio dall'ira a euro cosa è successo. All'epoca una famiglia, finché riceveva il stipendio in lire, riuscivano ancora a vivere. Adesso dopo siamo passati all'euro e ci siamo impoveriti tutti.
e questo Beh, tutti proprio no, legato, sindaco, i politici non si poveri di sicuro, sindaco, dai sindaco. E neanche le partecipate, sindaco, che lei ne sa qualcosa, sarà un politico ma sa, abbiamo sentito gli stipendi e le liquidazioni delle partecipate, ragazzi, ce n'è da discutere anche su questo. Comunque sindaco, il problema è capire se qualcuno è la politica, perché se continua a passarsi il cerino invece di agire, perché parole ormai ne abbiamo sentite una montagna, però noi continuiamo ad avere gli stessi problemi, noi paghiamo le tasse e non ci sentiamo tutelati. Ecco, abbiamo veramente un paese che è di una fragilità unica in tutti i sensi, e qui continuiamo a parlare di elezioni, di politici, di cosa serve o non serve. Il problema è che abbiamo veramente una povertà, io non so nel suo paese, ma io sono molto preoccupata perché sento preoccupati i sindaci che hanno 1000 responsabilità e una coperta cortissima, io non riesco a capire cosa sta succedendo, perché se non vi danno la possibilità di intervenire nel territorio veramente dandovi questo aiuto economico che voi avete bisogno, a parte il sindaco di Cortina che era strafelice, che ha detto che lui non ha problemi, infatti ho detto veniamo a abitare tutti a Cortina, perché visto che è l'unico sindaco, 2 ne ho trovato che non hanno problemi, ho detto veniamo tutti da lei, visto che lei come se vede in qualche posto c'è zio Ciccio che gira qua valigia, allora qualcuno è felice. Però io la realtà che toccherò anche oggi con mano al Banco Solidale, che ripeto non sono barboni che vengono, sono persone che lavorano, non ce la fanno, persone che dormono in macchina, che non riescono a trovare un alloggio, sindaco, anziani che non riescono ad andare nelle RSA perché non ci sono, e se anche ci fossero non abbiamo più le persone addette ai lavori. Ma cosa è successo, sindaco? Perché lei non sarà un politico, ma insomma tutto sommato fa parte anche di un partito politico, o sbaglio? Sì, indubbiamente io mi sento più un amministratore che un politico, anche perché oggettivamente poi la mia è la scuola di Zaia da questo punto di vista, nel senso vedo di fare il meglio per il mio territorio, però concordo con lei che anche qua da noi abbiamo un banco alimentare proprio a Volpago che lavora, nel senso, perché abbiamo parecchi casi, poi sono tutte situazioni limite magari, no? Famiglie magari che si sono divise, anche situazioni, madri rimaste con i figli e che si trovano in grossa difficoltà perché anche il genitore, anche il padre magari non riesce più con lo stipendio a passare gli alimenti e quant'altro, quindi dirò, come amministrazione anche su questo ci lavoriamo parecchio, anche con il settore sociale in termini di contributi, ma anche proprio con un banco alimentare. Dicevo che abbiamo una trentina di famiglie che serviamo settimanalmente. Parliamo di Volpago del Montello, perciò mi sembra un numero anche consistente, sindaco, 30 famiglie a Volpago del Montello, sono numeri che dovrebbero far riflettere. Abbiamo Roberto da Salzano, poi andiamo in pubblicità. Vai Roberto. Buongiorno, saluto tutti. Vorrei chiedere una cosa al sindaco di Volpago. Io abito in un paese in cui vedo molte volte passare i vigili a camminare su e giù per il centro del paese per verificare se ci sono macchine fuori posto, i parcheggi in abuso e via discorrendo, e stanno costruendo molte case. Io sono in pensione, passo e guardo e vedo che ci sono molte cose nelle impalcature, non portano il casco, non hanno i guanti. Ma perché questi vigili non vengono usati per controllare i lavori nel paese? Ossia, molte volte ci vorrebbe poco per risolvere i problemi. I vigili dovrebbero fare, non so se abbiano il compito di fare questo, ma questi vigili che passano per il paese, io non so se lo facciano per controllare chissà cosa, ma dovrebbero controllare cose molto importanti. Adesso nei nostri paesi qui vicino Mestre e Venezia si costruisce molto, quindi io ho visto delle impalcature che non avevano nemmeno la protezione, dei muratori che erano senza casco, senza guanti, lavoravano in maniera non corretta. Volevo fare una domanda al sindaco se i vigili potrebbero controllare queste cose, visto che hanno il tempo anche di camminare per il paese. Vi saluto, vi ringrazio. Grazie Roberto, prego sindaco.
Non rientra fra i compiti, non hanno nemmeno quel ruolo, quello di controllare la sicurezza nei cantieri, i vigili urbani. Lì abbiamo l'INAIL e l'ispettorato dell'ULSS che esegue questi controlli. Sì, non è che non ci siano, si muovono, però i cantieri sono tanti, probabilmente che il personale è un po' ridotto e quindi anche loro riescono a fare quello che possono. Insomma. Comunque i vigili non hanno questo compito. Avevi sentito Roberto? Questo è quello che ti ha risposto il sindaco, non è compito dei vigili urbani, non so di chi deve essere compito anche questo, perché a questo punto per vedere se uno ha il casco, i guanti, se ha l'attrezzatura adatta, non so che vorrà la laurea anche su questo per fare il controllo. Pubblicità. Anche cosa ci dice Fabio Termini dopo aver sentito anche queste telefonate. La sicurezza anche per voi è fondamentale, non l'hanno portata, ma loro hanno una macchina del vento che è fantastica, soprattutto per far capire l'importanza e la forza anche che si deve avere. Prego Termini. Beh, diciamo, noi sì, abbiamo questa macchina del vento che è unica al mondo, praticamente è una R56 che praticamente è stata costruita apposta per noi paracadutisti, in modo da creare un ventolone enorme per simulare il trascinamento a terra in caso di caduta con forte vento. E questa macchina, diciamo, unica al mondo, che è stata dismessa, diciamo, all'epoca dalla SMIPAR, oggi CAPAR, ce l'abbiamo noi in quanto un amatore, diciamo, un collezionista è riuscito a recuperarla e a rimetterla in funzione perfettamente. Con questo noi facciamo delle prove, facciamo provare anche a dei bambini, diciamo, l'esperienza di portare l'imbragatura ed essere attaccati a un paracadute. Ovviamente questo viene fatto tutto in sicurezza tale da non compromettere nessun cosa vediamo, ad esempio, che avete portato? Qua invece è l'attrezzatura base del paracadutista, diciamo, c'è il paracadute in basso che praticamente sarebbe il dorsale, quello che serve appunto per tenerci in aria al momento che usciamo dall'aereo, e poi in caso di mancato funzionamento c'è l'ausiliare che è quello che serve per, in caso di incidente, aprirlo e salvarci, diciamo. Quanto pesa questa imbragatura, Smagliotto? L'imbragatura del paracadute principale mi sembra siano 22 kg di peso circa, e poi abbiamo altri 3,5 kg, 3,8 kg di ausiliare sul davanti, e non era l'unica cosa che portavamo, perché quando un paracadutista va in missione si lancia in un territorio impervio senza aiuti, quindi si deve portare anche uno zaino con tutto ciò che gli serve per sopravvivere durante la sua missione. Perciò il peso aumenta. Quindi ci sono altri 25 kg di zaino tattico, oltre il mitragliatore attaccato sotto il braccio, oltre i caricatori e tutto quello che ti serve per andare avanti. Un paracadutista mediamente salta fuori da un aeroplano con circa 70-75 kg di peso ulteriore oltre il suo peso. Avete capito? Un'altra cosa, Smagliotto, i giovani e questa disciplina, perché è anche una disciplina, regole molto ferree, molto precise, molto coraggio. Ecco, io lo farei provare a quei ragazzini che alzano sempre di più l'asticella, mettendoli naturalmente in sicurezza, visto che vogliono provare questa adrenalina, magari gliela facciamo provare, e così questa rabbia vediamo se diventa così aggressiva. Sì. Quanto coraggio ci vuole? Perché qualcuno dice mica neanche facile buttarsi. Dov'è la passione? Quando diventa passione? Allora, noi tutti quanti, più o meno, chi ha fatto il paracadutista era una persona un po' più esuberante, sempre pronto a mettersi in gioco e alzare l'asticella, a cercare delle sfide per goliardia personale. Il coraggio poi ti ritrovi messo dentro in un meccanismo, noi che l'abbiamo fatto sotto servizio militare con un sacco di altri giovani che arrivano da tutta Italia, e quindi nessuno vuole essere di meno, e quindi pian piano ci hanno portato con addestramenti ferrei, con una ripetizione maniacale di tutti i gesti che dovevamo fare. Io dico sempre, il primo lancio non c'è stato coraggio, perché quando si è aperto il portellone ci siamo mossi come dei piccoli robot e ci siamo avvicinati alla porta, siamo saltati nel vuoto. Il primo salto, Roberto, il primo salto, quando è stato? Il primo salto è stato a giugno, era il 6 giugno del 1980,
quindi qualche anno fa, e come ho detto mi sono presentato alla porta un attimino come un automa e mi sono reso conto che avevo appoggiato i piedi per terra, tutto il resto è stato molto evanescente, data dall'adrenalina, dall'emozione eccetera. Ci si comincia a rendere conto a partire dal secondo, dal terzo lancio, quello che si sta facendo effettivamente, che sei su un aeromobile a 260 km all'ora e decidi di buttarti nel vuoto sperando che quell'ombrello che hai attaccato alle spalle si apra. Sentiamo anche Fabio. Beh, diciamo che il primo salto. Il primo salto uguale, diciamo che è stato come il suo in definitiva, perché tu stai in fila dentro all'aeroplano, ovviamente cominci a camminare e via, non ti rendi neanche conto. Quello che è stato più tragico per me è stato il secondo lancio, che ero prima alla porta, quindi di conseguenza il portellone aperto, tu sei sulla porta e il C-130 praticamente ha fatto tutta la virata del campo di volo praticamente, e dopo c'è via, ma quelli è stato un minuto, ma è stato un minuto infinito, perché avevi sotto il terreno e volavi con tutto il vento che ti veniva addosso, dopodiché cioè, il via è stata una liberazione, perché hai sempre paura, non lo so, come te cade, ma in realtà cioè, se pure cadi è la stessa cosa, non cambia niente, però psicologicamente è quello, cioè, diciamo, il fatto di lasciarla una cosa sicura per l'infinito è una cosa un po' che ti lascia perplesso, diciamo, sotto questo punto di vista. E i giovani, ecco, ci sono giovani paracadutisti, cosa vedete dal vostro osservatorio? Allora, giovani paracadutisti ovviamente ci sono, diciamo, quelle le nuove leve che oggi sono, diciamo, di ferma volontaria, che aspirano a diventare paracadutisti e diventare, diciamo, punto d'élite dell'esercito italiano, che può essere il Nono Colmoskin, che può essere il RAU, eccetera eccetera. E ci sono, poi ci sono anche quelli più piccolini che cercano di avvicinarsi al paracadutismo, anche con i lanci, quelli in tandem praticamente, che dove vengono imbragati all'istruttore e vanno giù in coppia, e quindi già vedono un po' quello che significa essere lanciati nel vuoto. Sono tanti invece che purtroppo dicono no, io non voglio sapere niente, altri che vabbè, per altri motivi, però insomma cioè, è bello vedere che c'è sta sempre interesse o quello che sia per questa disciplina. Sentiamo il paracadutista Paolo Guizzo, paracadutista come amministratore, prego Guizzo. Ma paracadutista è vero, sì, no, questo è vero. I sindaci spesse volte sono come il paracadutista, nel senso che si lanciano e sperano che si apra il paracadute dopo, perché con tutte le questioni, le tematiche che ci troviamo ogni giorno a affrontare e poi ogni anno, avete visto anche voi, no? Ormai quando si parla di comuni si parla sempre di tagli, no? Infatti mi dico, fra qualche anno il comune dovrà dare qualcosa allo Stato, oltre a quello che già diamo come tasse e tutto il resto, e quindi ogni anno è una sfida da questo punto di vista, riuscire a far quadrare il bilancio e a mantenere i servizi, perché soprattutto quello, perché è molto facile. Cos'è che la preoccupa di più, Sindaco Guizzo? Cos'è che la preoccupa di più? Dirò... Proprio questo aspetto che sembra non ci si renda conto dell'importanza dei comuni, ai quali si chiede sempre di più e viene dato sempre meno, come parlo proprio dallo Stato, no? Nel senso che i nostri contribuenti versano una tassazione che va allo Stato e al quale poi lo Stato ci riconosce. Ma ci riconosce sempre meno, e quindi la preoccupazione è proprio quella di riuscire a mantenere i servizi sociali, l'assistenza per le scuole, perché anche lì non sembra, ma i comuni fanno moltissimo, anche lì con tutti i servizi di trasporto scolastico o altro che impegna moltissimo i comuni, oltre che chiaramente il sociale, quindi parliamo soprattutto di persone in difficoltà e poi gli anziani. Abbiamo moltissime situazioni che adesso con la popolazione che invecchia sempre più, e quindi abbiamo sempre più persone che hanno bisogno di assistenza, di cure e quant'altro, poi magari non riescono con la casa di riposo e quindi rimangono in famiglia, però anche le famiglie non potendosi permettere, quindi in qualche maniera il comune interviene con
l'assistente sociale o gli assistenti domiciliari che vanno in casa a dare una mano. Certo che con i numeri che alle avete, famiglie. Sindaco, mi sa che fate fatica anche con i servizi sociali e gli assistenti, perché i numeri non ci sono neppure là, perché 30 famiglie a Volpago del Montello che hanno necessità. Quanti assistenti sociali ha, Sindaco? Noi assistenti sociali ne abbiamo 2 e poi abbiamo 7 operatrici che si muovono domiciliari, diciamo così, che si muovono nel territorio, quindi diciamo che riusciamo a mantenere anche un buon livello, perché molti comuni della nostra classe sui 10.000 euro ne hanno, sui 10.000 abitanti, scusatemi, hanno numeri anche inferiori ai nostri. Infatti lo sentiamo qui, perché i sindaci sono veramente quelli che io invito più volentieri, perché sono veramente quelli che hanno una responsabilità enorme, ce la stanno veramente mettendo tutta. Forse qualcuno dovrebbe anche ascoltarvi di più, anche i nostri parlamentari, visto che sono veneti. Prima si parlava con Soricelli di morti nel Veneto, io parlerei anche dei nostri parlamentari veneti. Penso, l'altro giorno ho avuto l'onorevole Bitonci in presenza e da quello che ho capito anche loro si rendono conto che bisognerà pur fare qualcosa, perché così è impossibile andare avanti. Ecco, veramente siamo in un imbuto che qualcuno veramente, anche le imprese, molto molto preoccupato. Ho avuto anche il responsabile della Confartigianato di Treviso e del Veneto e li vedo molto preoccupati, il sindaco Guizzo, perciò i segnali ci sono tutti e qualcuno deve intervenire. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai nostri ospiti. Ciao. Allora, io ho una cugina che adesso ha 76 anni, ma nel 75 lei ha fatto è andata con paracadutista, che era la sua passione, e ho ancora la sua foto sul gazzettino, la prima donna nel Veneto. Bene, fammela Bravissima. conoscere così la invitiamo. Queste donne che non si fermano, abbiamo nello spazio, avete visto anche il giretto di certe donne che hanno la possibilità di fare anche il giretto nello spazio. Ecco, capite bene come siamo messi, perfetto, ecco, e qua muore da fame, bisogna dargli da mangiare. Benissimo, va tutto bene. Allora vediamo anche le immagini di Taglia e Sbrega, così salutiamo anche Mario Frassetto. Allora Frassetto, come ci saluta? Ormai è finita l'ora con queste immagini bellissime che riproponete fra poco, prego. Noi Mirella abbiamo lanciato il 14 maggio del 56, abbiamo lanciato la Proloco di Volpago del Montello. Avete capito? Avete capito? Prego, prego Frassetto, che vediamo anche le foto. Qui cosa stiamo vedendo? Vedi, questi sono tutti i disegni fatti dai bambini dell'infanzia del comune di Volpago del Montello. E qua c'è una manifestazione dove ci sono delle squadre di concorrenti che si sfidano, hanno 15 minuti di tempo e in questi 15 minuti devono tagliare della legna e devono tagliare il ceppo a metà. Questo si chiama in dialetto nostro taglia e sbrega, questo è il significato. Ricordando, abbiamo nel nostro volantino abbiamo una frase che è dalla prima edizione che l'abbiamo messa: un incontro di tutti i comuni del Montello per ricordare i nostri avi boscaioli nel bosco della Serenissima, teatro della Grande Guerra, difesa con onore dai nostri soldati. Questo è il nostro motto, Mirella, della Proloco di Volpago. Frassetto, ma chi sei che Taglia e Sbrega? Sono giovani o sono diversamente giovani? No, sono tutti giovani, tutti ragazzi dai 20 ai 35 anni. Allora ci sono anche per fare i volontari, no? Dopo che gli ha finito Taglia e Sbrega, puoi fare i volontari o no? No, questa è una manifestazione, ma nell'arco dell'anno facciamo 10 manifestazioni, perciò ne abbiamo... No, ma la mia domanda era un'altra, che forse possono diventare volontari dopo il Taglia e Sbrega, che sarebbe molto utile anche per loro. Allora, Sindaco Guizzo, come ci saluta? Niente,
Cosa vi posso dire? Niente, sì, rilacciandosi a quello che si diceva prima, speriamo sì, che ci sia una maggiore attenzione anche perché anche a livello governativo, perché si dovrebbero rendere conto in realtà di qual è il grande sforzo che viene fatto dai comuni, soprattutto in ambito sociale, pensando a tutte le persone l'età aumenta, per dire, anche domani sono alla festa di una centenaria qua di Volpago e queste persone hanno bisogno sempre più di aiuto e i comuni su questo svolgono un grande ruolo e scaricano anche la sanità, diciamo, di costi o di spese ulteriori. Speriamo che si capisca che andrebbero finanziati perché, diciamo, riusciamo a fare con meno quello che invece ha dei costi molto più elevati a livello di sanità. Senta Sindaco Guizzo, non è che dovete essere un po' più forti, meno tiepidi con i vostri parlamentari, perché voi siete un esercito e avete l'esercito che sono i vostri cittadini che vi hanno eletto. Forse sarà utile che magari siate un po' più rumorosi, ecco, dovete fare più rumore perché fino adesso mi sembra che non siete molto ascoltati. Io invito tutte le mattine i sindaci e tutti quanti alla stessa cosa, indipendentemente che appartengono quasi tutti a partiti politici, però quasi tutti, se non tutti, dicono non siamo ascoltati, non riescono a capire di quello che ha bisogno il nostro territorio. Noi non sappiamo neppure più a chi rivolgere, avete creato anche una squadra importante che è anche l'ANCI, però mi sembra che i problemi che avete da risolvere, anzi ve li hanno aumentati, sono sempre di più e veramente con delle remunerazioni che sono ridicole rispetto all'impegno che ci mettete, perché è la verità questa. Ecco, qualcuno dovrebbe vergognarsi a sentire le cifre che ha un sindaco e le cifre che hanno i nostri politici o consiglieri regionali, poi non serve andare tanto lontano. Detto questo, io saluto veramente il sindaco Guizzo, saluto Frassetto, sentiamo come ci saluta il presidente Fabio Termini Dea Bellona. Grazie, molto gentili, saluto a tutti quanti e Folgore. Folgore. Roberto Smagnotto. Mirella, grazie del tuo tempo e ai tuoi ascoltatori e come tutti noi auguriamo il nostro Folgore. Però qui vediamo un libro, che libro è? Questo qua è un libro che sarebbe la storia del paracadutismo militare. Questo qua praticamente è stato scritto da Alessandro Dandura, era la sua esperienza come primo paracadutista militare al mondo, era di Vittorio Veneto, lui è stato paracadutato al di là delle linee nemiche austro-ungariche nell'agosto del 1918 e ha svolto quello che era il suo compito di sabotatore e spia per quanto riguarda appunto le linee nemiche, insomma, cioè, in questo caso è riuscito a comunicare degli obiettivi importantissimi per quanto riguarda poi la vittoria che è stata fatta nella battaglia di Vittorio Veneto nel novembre del 18, in ottobre del 18. Perciò questo libro importante, 3 mesi di spionaggio oltre il Piave, questo fiume meraviglioso che abbiamo, ecco il ricordo della patria anche. Ecco. Medaglia Alessandro Dandura. Non passa allo straniero, vediamo se qualcuno si ricorda di questo. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Altri 3 ospiti veramente graditi, abbiamo Giovanni Masciti o Masciti, adesso ci dirà come si pronuncia, presidente, un'associazione importantissima perché parleremo di sicurezza giovani e prevenzione sociale. Grazie veramente di essere qui. E saluto anche il professor Giorgio Sandrini, già ordinario di neurologia. Grazie professore anche lei di essere qui a Sveglia Veneti. E non poteva mancare Giorgio Bettio, Treviso Autostoriche, un presidente veramente mi fa piacere che sia qui perché lui sta facendo una battaglia importante, una battaglia che dà anche speranza ad altri, veramente cerca di mettercela tutta per cercare di rimanere qui, non di andare da un'altra parte. Visto la scienza, la ricerca e la tecnologia che abbiamo, Giorgio, guarda, mi fa piacere vederti anche veramente in salute, poi se avrai piacere spiegheremo, ecco, l'importanza di credere nella vita, perché è questo, o sbaglio professor Sandrini, credere nella vita? Prego. Sicuramente il valore della speranza, specie nei giorni che stiamo vivendo, che sono
particolarmente tristi e duri se noi consideriamo tutti i conflitti che esistono nel mondo, i problemi che ci sono nelle varie nazioni. La forza della speranza è molto, molto importante. Questo lo si è visto anche con degli studi scientifici, anche ad esempio l'importanza della religione da questo punto di vista, anche nel superare certi stati di malattia, di mancato benessere. Professor Sandrini, io l'altro giorno avevo ospiti come lei dei luminari, si è parlato anche di intelligenza artificiale, l'importanza invece di capire che questo sarà utilissimo anche nella sanità. Ecco, lei come la vede, professor Sandrini? Sì, sicuramente l'intelligenza artificiale ha già prodotto degli effetti estremamente importanti. Molte delle tecnologie che consentono oggi delle diagnosi precise e precoci sono basate sull'impiego dell'intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie che si sono aperte, in particolare riguardanti la comunicazione, stanno producendo degli effetti in parte positivi e in parte negativi. Vi sono delle forti positivi, il fatto che ovviamente si possa raggiungere con la comunicazione un pubblico estremamente vasto e anche in maniera interattiva. Negativi per il fatto che queste informazioni possono essere sbagliate e devianti, e si stanno aprendo dei nuovi orizzonti e quesiti in campo etico, neuroetico, legati ad esempio alle intelligenze artificiali interattive tipo la chatbot, dove il paziente può porre delle domande e il computer gli dà una risposta e delle informazioni. In realtà queste risposte ovviamente sono condizionate dalle informazioni che noi diamo all'intelligenza artificiale e possono essere in alcuni casi devianti. Si sono visti anche però in alcuni studi che a volte il paziente preferisce quasi la comunicazione data dal computer perché è in qualche maniera più ordinata e completa rispetto a quella che può dare il medico. Però chiaramente si tratterà di arrivare ad una normativa in campo etico di questo settore molto delicato. Grazie professore per aver detto questa parola magica, l'etica. Ecco, il campo etico deve vigilare, deve tenere sotto controllo, perché abbiamo visto già le truffe che possono essere fatte, perché si tratta di vere e proprie truffe con l'intelligenza artificiale, volti che non esistono, immagini che non esistono, cose incredibili. Allora sentiamo anche il presidente Mascitti, adesso mi hanno detto giustamente come si pronuncia, e soprattutto questa prevenzione sul sociale che riguarda soprattutto i giovani. Prima avevamo Soricelli, poi si è scollegato, si parlava di morti sul lavoro, molti giovani che muoiono, non ci sono controlli, la sicurezza diventa un optional con tutti questi appalti. Prima si raccontava che un grande ipermercato erano 49 ditte che lavoravano, una cosa incredibile da tenere sotto controllo. Ma cosa sta succedendo? Mascitti, prego. Ma guardi, sta succedendo che dei giovani si parla sempre molto male in questi ultimi tempi. È vero che da un'indagine che è stata fatta anche in Emilia-Romagna c'è stata una recrudescenza degli arresti tra i giovani tra i 14 e i 17 anni. Però noi abbiamo sempre pensato di guardare questo problema della sicurezza dal lato opposto, della partecipazione attiva dei cittadini. Cioè noi a Parma, soprattutto qui nella mia zona, abbiamo subito tra il 2010 e il 2014 una marea di atti criminosi, rapine, furti e via dicendo. A un certo punto, stanchi di denunciare soltanto questi eventi, abbiamo deciso e ci siamo organizzati per capire cosa fare per contrastarli, non facendo ronde assolutamente, ma cercando di renderci partecipazione attiva. Abbiamo scelto il controllo di vicinato come formula, collegati alla prefettura, collegati al comune, alla municipalità,
locale, polizia locale e tutte le forze dell'ordine. E in 10 anni abbiamo costruito un progetto importante che raccoglie oggi 3.200 cittadini. Il progetto è avanzato, da controllo del vicinato è diventato più cura del vicino, cioè perché soltanto avendo attenzioni verso il vicino, ascoltando il vicino, le esigenze del vicino, che sia un bambino, che sia un anziano, che sia una persona di media età, si può poi cercare di aiutarsi reciprocamente segnalando eventuali disfunzioni nel territorio, sul territorio. Ma al di là di questo ci interessa molto attirare dei giovani, perché siamo stanchi di sentir parlare giustamente di baby gang, in malo modo dei giovani. Ci sono tantissimi giovani che invece hanno voglia di lavorare, dobbiamo renderli partecipi, quindi sollecitare in loro la voglia di partecipare attivamente alla sicurezza cittadina, al benessere e alla bellezza della città, e stiamo infatti includendoli in questo con una modalità di ascolto, pensando di organizzare a ottobre di quest'anno un primo festival della prevenzione sociale giovani, ideato, progettato e organizzato solo da ragazzi, con la consulenza dell'Università di Parma, vengono seguiti da un coordinatore che in pratica fa parte della nostra associazione, e tutto questo in collaborazione sempre col Comune e la Prefettura di Parma. Cioè, quindi abbiamo bisogno di, come noi cittadini ci siamo dati un po' una svegliata e non ci siamo messi a contrastare la delinquenza con la forza, ma con l'intelligenza, con la prevenzione, con la cura del nostro territorio, con l'attenzione al nostro vicino, così vogliamo farlo anche con i giovani, che si preoccupino anche di parlare, di affrontare i loro colleghi che agiscono male, cercando di ascoltare le loro problematiche, capire anche come i luoghi della città siano adatti per poter accogliere questi giovani e far sì che trovino dei momenti di incontro per parlare, per dialogare, per confrontarsi, però lasciando loro, perché il vero problema dei giovani siamo purtroppo noi adulti che non li ascoltiamo. Quindi vogliamo dare in mano a loro il loro futuro e cercare di assisterli con la nostra esperienza dietro le spalle, però lasciando loro la libertà di dire di cosa hanno bisogno e cercare le soluzioni positive. Abbiamo Lorenza da Mestre, poi continuiamo. Vai Lorenza. Ciao Mirella, e anche al tuo ospite che appunto sta parlando del discorso dei giovani e della sicurezza. Allora Mirella, io sono d'accordo che tra vicinati dovremmo aggregarsi e magari avere un occhio in più. A me è successo l'altra notte, mi hanno fatto un furto con scasso in garage, no? E precedentemente è successo a un altro condomino che sta sopra di me, anche io gliel'ho detto e lui mi guardava come fosse una bestia rara dicendo guardate dobbiamo stare accorti perché chiaramente adesso è una spesa perché con la mia pensione di 1.400 euro non ho soldi sufficienti per fare una porta come hanno gli altri chiaramente con l'allarme eccetera, no? E ho detto guardate qua c'è qualcosa che non funziona. E quando io le ho parlato a questo signore, no, che sta sopra di me, che poi insomma è un signore, insomma, ho detto ma perché non si crea, non c'è questa aggregazione di creare un qualcosa di costruttivo nell'ambito del quartiere dove abitiamo? Non c'è, forse in periferia, forse a Treviso, forse non vedo proprio, è una soluzione. Poi anche il discorso delle forze armate, io non le vedo girare. Avevano detto che ne mettevano fuori dei ragazzi, ma è inutile che passate con la macchina o con la camionetta, quello che è Mirella, ok? Cioè, se voi correte, ma io ho l'asilo accanto a me, ho la scuola, io sto molto accorta. Perché non si può creare un'associazione, magari di fare anche una specie di ronda, proprio il controllo di vicinato chiedi tu che ci sia fatto anche dove vivi Lorenza? Grazie Lorenza, molto chiara. Adesso poi sentiremo anche come rispondono i nostri ospiti. Adesso vorrei far intervenire anche Giorgio Bettio per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione anche nella malattia, quanto bisogna impegnarsi, stare attenti, credersi, credere nel futuro che è la ricerca, la scienza e la tecnologia. Bettio, poi parleremo di autostoriche. Purtroppo mi sono
mi ho ritrovato nel giro di 2 anni, crollo e funzionamento di reni, sono entrato al pronto soccorso, forse dovevo andare 2 giorni prima, e poi mi è stato detto che avevo dei valori del sangue da coma profondo o addirittura da cadavere, quindi probabilmente il fatto che erano ormai diversi anni che camminavo, non facevo più vita sedentaria come prima perché ero anche più libero dal lavoro, mi ha aiutato molto, perché chiaramente mi sono reso conto e dico sempre, se avessi cominciato 10 anni prima a un certo regime sarebbe stato meglio, perché il movimento alla fine fa funzionare anche la testa, quindi non solo il lavoro, che può essere anche un lavoro come ho fatto io, dove dovevi anche preparare delle lezioni, oppure a livello professionale creare dei progetti per cui testa sempre allenata. Però adesso sono in dialisi peritoneale, quindi a casa, sicuramente ha dei vantaggi dal punto di vista fisico e sicuramente non frequentando l'ospedale ho meno rischio dal punto di vista di prendere qualche virus o batterio. Naturalmente è un impegno anche se si fa di notte, però vedo che tutto sommato riesco a fare una vita normale. Poi cosa è successo? Mi hanno fatto fare tutta la serie di esami, visite, controlli, rovesciato praticamente completamente per essere messo in lista d'attesa per il trapianto, avendo l'età. E all'ultima cosa molto recente, insomma, mi sono dovuto sottoporre a un intervento al cuore con 2 bypass alle coronarie che erano prese piuttosto male, e in effetti avevo avuto un crollo proprio, quindi era roba di pochi mesi. Poi col motivo della dialisi non ho potuto fare 15 giorni, 20 giorni a Motta per la riabilitazione, per cui mi sono arrangiato io a casa, quindi fai da te. Fai da te e forza, e a volte uno dice prima facevo questo, facevo quello, e trovarsi in una certa situazione può anche buttare giù. A volte la pigrizia, starei meglio a letto, in poltrona, guardare, no, devo mettermi, quindi magari 200 metri, il giorno dopo 300, e alla fine ci sono riuscito. Adesso dico che più o meno mi sento quasi al 100% come prima, e poi dicono che quando passerà ancora del tempo starai anche meglio di prima, io me lo auguro, insomma. Allora, questa voglia di vivere, anche perché vediamo queste foto delle auto storiche di cui Giorgio Bettio è presidente, questa voglia di vivere per fare quello che poi facevi, che è stata un po' la tua passione fin da piccolo, le auto storiche. Qui cosa stiamo vedendo? Questo è in occasione del raduno nazionale degli autieri d'Italia. Ecco, vedete, bellissime, io le ho viste. Ci hanno chiesto di portare un po' di macchine, che abbiamo poi partecipato anche in chiusura di sfilata. Guardate che belle, ha partecipato anche il 13 aprile, poi vedremo le immagini appunto a Silea, in questa meraviglia del Parco del Sile, con queste auto splendide e meravigliose. Però quello che traspare è la passione sia delle auto, ma la passione di vivere. Cos'è la voglia di vivere, Bettio? Questa passione qui per me è una passione a tutto tondo, quindi coinvolge non solo i sentimenti, ma anche la testa e anche l'abilità, perché per quel che posso io ci lavoro sulle mie macchine. Esatto. In una settimana che dovevo fare la gara e fare anche il rodaggio, perché avevo purtroppo sbattuto il carrozziere, me l'ha tenuta 6 mesi ferma, settimana santa, e anche dopo lavorato per montare una macchina per poter fare la gara il giorno dopo e la settimana dopo di Pasqua, e ci ho lavorato anch'io, ho dato una mano al meccanico che montava la meccanica, io ho montato tutto quello che serviva per completarla. E vivevi la tua quotidianità normale con le tue meravigliose. Non stavo ancora male. Non stava ancora male, ma lui lo fa continuamente. Però poi significa anche partecipare, ad esempio, a degli incontri, per esempio l'amico Parolina Volpago ne organizza diversi con tecnici. Io ci vado volentieri perché senti dei personaggi ormai anche ultra ottantenni che hanno dato lustro all'industria italiana e alle vittorie.
e anzi quella gente lì è un peccato non poterla portare nelle scuole, perché c'è gente che pur non essendo ingegnere, lo chiamano ingegnere, ha fatto cose più di un ingegnere, ma sa anche parlare, sa anche cogliere l'attenzione quando spiega. Intrigare Sì. le persone. Coinvolgere le persone. Professor Sandrini, la passione, la gioia di vivere, ritornare alla quotidianità grazie anche alla ricerca, alla scienza e alla tecnologia messi assieme, queste vostre mani meravigliose, miracolose, veramente assistiamo a degli interventi incredibili. Cosa ci dice, professore? Ecco, riuscire a fare un ottimo intervento, ecco, far star bene queste persone, prego. La neurologia quanto importante è, professor Sandrini? Sì, devo innanzitutto apprezzare alcune considerazioni che sono state fatte, ad esempio l'importanza degli stili di vita è un aspetto molto molto importante, e questo sicuramente i mezzi di comunicazione possono svolgere un ruolo fondamentale. Si sa che molte delle malattie sono condizionate sì da una predisposizione genetica, da fattori ambientali che sono magari difficili o impossibili da controllare perché non dipendono direttamente da noi, tipo l'inquinamento, però un ruolo molto molto importante hanno anche gli stili di vita. È stato giustamente ricordato ad esempio il camminare, e tra gli stili di vita importanti c'è sicuramente anche quello del tenere occupato attivamente il cervello, avere delle motivazioni, avere degli scopi, e quindi questo è sicuramente un punto cruciale. La neurologia, ma parlerei più genericamente di neuroscienze, da questo punto di vista hanno confermato questi aspetti, studiando delle popolazioni con diversi stili di vita, e hanno dato un contributo scientifico. Oggi a volte vediamo persone anche che occupano dei posti di grande importanza che hanno degli atteggiamenti antiscientifici. Questo è un grave danno che si fa. E le neuroscienze hanno sicuramente dato un contributo molto importante, ovviamente in particolare nei campi riguardanti le malattie del sistema nervoso e anche le malattie psichiche ovviamente, ma indirettamente hanno anche contribuito a chiarire meglio perlomeno il ruolo che può avere un buon funzionamento del cervello sulla salute del corpo, no? Gli antichi romani già lo avevano sintetizzato nella celebre frase "non mens sana in corpore sana". Sicuramente ci sono ancora delle grandi possibilità di sviluppo. Ci sono anche delle forti apprensioni per quello che può essere il futuro del mondo, proprio perché si assiste a dei forti contrasti tra delle politiche di investimento nella scienza e delle politiche in cui si privilegiano altri tipi di investimenti. È un campo molto, molto complesso. Sì, professore, l'importanza sì della tecnologia, ma dopo sono sempre queste mani meravigliose dell'uomo che muovono la tecnologia. Ecco, la competenza, ecco, la passione, il credere, perché alla fine però c'è sempre l'essere umano, o sbaglio, professore? Assolutamente, ecco, qui mi piace ricordare un'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si', che è straordinaria da questo punto di vista, perché vi è una grande apertura alla scienza e sottolinea come la scienza non sia di per sé neutra. Qualsiasi prodotto della scienza può essere usato per qualcosa di positivo o per qualcosa di distruttivo, e quindi è pienamente giustificata, ma alla fine è l'uomo che fa sì che una certa tecnologia possa essere impiegata positivamente o in maniera estremamente negativa.
Quindi torniamo appunto al discorso dell'etica, che è purtroppo oggi spesso la grande sconosciuta, la grande esclusa dal tavolo delle decisioni, e invece sarebbe molto importante che venisse riconosciuta la sua grande centralità. Ha fatto bene a ricordarlo, e la ringrazio, professore Sandrini, di averlo detto, perché già abbiamo visto, la storia insegnato cosa riesce a fare la scienza e la ricerca messi assieme, però se la mente umana non si ferma, abbiamo visto poi cosa è successo, abbiamo avuto la bomba atomica, andare sempre oltre. Io direi anche qui, e la ringrazio professore per questa parola che io sento pochissimo, che è la parola etica. Ecco, una parola che è invece indispensabile anche per il nostro futuro. Allora sentiamo anche Mascitti come risponde alla nostra Lorenza: come mai nel mio territorio, stiamo parlando di Mestre, perciò penso che lei la conosca, vicina a Venezia, sì. Non è un paesello, anzi tutt'altro, e Lorenza sente questa mancanza. A chi dovrebbe rivolgersi? Cosa potrebbe fare Lorenza? Perché il mio vicino non ascolta, non mi sente, io cosa posso fare? Prego Mascitti. Guarda, io dico alla signora che in pratica l'unione fa veramente la forza, cioè quando noi qui a Roncopascolo, che è questa frazione che adesso è un quartiere di Parma, ci siamo riuniti, abbiamo anche trovato la forza anche economica per strutturare in questa area privata delle misure di sicurezza che uno da solo non poteva mettere a frutto perché troppo costose. Invece nell'insieme di 110 famiglie siamo riusciti a installare 32 telecamere che controllano tutta l'area e ci hanno permesso di vivere tranquilli, tocco ferro, perché in pratica non si sa mai, per tanti anni rispetto agli anni precedenti, dove eravamo stati veramente assaliti da bande di criminali che arrivavano e ci cercavano di depredarci. Quindi se l'insieme può dare anche la forza così finanziaria di poter sostenere certi impegni, dividendoli tra di loro, ma soprattutto stare assieme e conoscersi, che dà una forza veramente unica per un controllo del territorio. Poi noi ogni anno organizziamo delle feste di vicinato proprio per tenere vicino tutti i residenti locali. Questo lo facciamo in ogni gruppo della città, sono 60 gruppi con 3.200 persone collegate. Abbiamo un sito dove la signora si può collegare, che è www.acdvparma.it, e lì troverà tutte le istruzioni per capire come in pratica costituire un gruppo di controllo di vicinato, sempre in collaborazione, ripeto, con la prefettura, col comune e con le polizie locali, perché solo così si possono fare delle prevenzioni efficaci veramente. Noi facciamo degli incontri con tutti i referenti, la nostra associazione, con le forze dell'ordine, con i carabinieri, facciamo conoscere i marescialli, i comandanti delle varie stazioni, proprio perché è il contatto umano anche con le forze dell'ordine, bisogna far capire che tutti siamo uomini e soltanto parlando, aprendosi, si possono creare delle reti di solidarietà e di sicurezza, alla ricerca di quel benessere che è fondamentale oggi, perché viviamo sempre in un malessere generale, in un pessimismo generale, abbiamo bisogno di bellezza e di benessere, di stare bene. E in più poi troveranno anche traccia del libro che abbiamo fatto, proprio che si chiama Controllo, l'abbiamo pubblicato questo mese, in aprile, l'abbiamo presentato al convegno, la giornata del CDV, un convegno che facciamo ogni anno con i CDV di tutta Italia, e il libro si intitola Controllo del vicinato e cura del vicino, proprio perché in questi 10 anni da un discorso proprio di sicurezza si è molto accentuato il concetto di partecipazione, di solidarietà, quindi controllo di vicinato che è frutto anche di una buona solidarietà. Però Mascitti, io condivido quello che ha detto, però c'è un problema, io ho le telecamere, vedo, riesco anche a identificare, ma poi non c'è la certezza della pena, è là il grande problema. Adesso io le faccio vedere questo servizio, mi dica lei, perché io sono molto perplessa su quello che vedo, nel senso che sono pochi che delinquono rispetto a quelli bravi e non riusciamo neppure a fermare questi pochi. Ma come si fa ad avere paesi, città in mano, mettiamo a 100 ragazzini
Volete dirmi che non si possono fermare questi 100 ragazzini o ragazze o chi delinque e mettere in sicurezza questi paesi, queste città? Non ci sto, Mascitti, non ci credo, perché abbiamo visto anche quando ci sono stati i funerali di Papa Francesco, abbiamo visto le forze dell'ordine, abbiamo visto nelle partite dove vogliono le forze dell'ordine arrivano, ma è mai possibile che dei ragazzini, delle persone tengano in mano ostaggi le forze dell'ordine, i sindaci, le persone che hanno paura di uscire perché hanno paura di incontrare il mostro? Io non ci sto, Mascitti, qui qualcuno si deve muovere, non è possibile. Andiamo a vedere il servizio, quello che è successo in un angolo di Treviso. Sì? Il biglietto per la sicurezza mando in Turchia la mia moglie, il mio figlio, e mando qui per 2 o 3 mesi, stanno lì un po' perché anche lei ha la paura, non esce mai da casa, quando la compagno esce. La prima andava, faceva la spesa, portava il bimbo al parco, ora non esce mai alla casa perché ha la paura, hanno minacciato il mio figlio. Halil Meral teme che la sua famiglia non sia più al sicuro a Treviso, che per loro rimanere qui sia diventato troppo pericoloso. Il titolare del kebab di Via Roma ha già comprato il biglietto per far rientrare in Turchia moglie e figlio. Il suo locale è stato chiuso per 7 giorni dopo una serie di risse. 2 marocchini hanno ricevuto un divieto d'accesso alle aree urbane emesso dal questore di Treviso. Stamattina sono andato di nuovo per le denunciare, per dire questa cosa, guarda, avete dato allontanamento a questi 2, le arrivano stesso, non cambia niente, devono, per la mia sicurezza, per la sicurezza del popolo, devono arrestare, devono fare qualcosa. E non finisce che una settimana che mi hanno fatto chiudere, non finisce qui questa la cosa. La temporanea sospensione d'attività del locale non è un provvedimento sanzionatorio, ma di tutela della sicurezza pubblica, ha chiarito la questura. Peraltro, in occasione dell'ultima rissa, anche da chi lavora nel locale la reazione sarebbe stata violenta. Solo a quel momento che hanno dato il calcio al mio bimbo, a me, quel momento mi sono difeso. Io da quel momento mi sono difeso, il resto non abbiamo fatto niente. Arrivano qui per lo provocare, per fare le scimmie, per mostrare i coltelli, fanno queste cose, mi le minacciano, la vanno via, scappano via. Quando le chiamo la polizia, le scappano via verso il centro. Per loro il conto del pranzo di Pasquetta è arrivato ora, sotto forma di una denuncia dei carabinieri di Treviso per rapina impropria in concorso. I fatti risalgono per l'appunto al 21 aprile, quando all'ora di pranzo 2 42enni e una 34enne, tutti con precedenti di polizia, sono entrati all'ora di pranzo alla gastronomia Le Papere di Borgo Cavour. Già dall'ingresso nel locale il terzetto non aveva suscitato nel personale la migliore impressione possibile, come racconta Elena, che era in servizio quel giorno e ha preferito non farsi riprendere. Noi eravamo un po' titubanti perché li avevamo visti alterati e sta di fatto che si sono alzati, sono scappati, io ho preso al balzo la situazione, li ho inseguiti e raggiunti mi hanno minacciata di morte. Senta, di dove erano questi? Parlavano in italiano? Erano locali, parlavano in dialetto. Quindi erano veneti? Veneti. Tra le testimonianze dei presenti e le telecamere di videosorveglianza attive nell'area non c'è comunque voluto molto prima che le forze dell'ordine attribuissero un nome e cognome ai 3 commensali della Pasquetta. Non hanno pagato probabilmente perché il comandante mi ha detto che sono dei senza tetto e mi hanno detto che se continuavo a inseguirli mi ammazzavano, tutto qua. Più tranquilla adesso che li hanno presi? Beh, oddio, sì, io sono sempre stata tranquilla, sono un po' spericolata e basta. Mascitti capisce che io lo identifico, ma dopo mezz'ora è già fuori un'altra volta e passa davanti al mio locale e mi fa cenno che mi taglia la gola. Capisce che la certezza della pena qualcuno lo dovrà pur far arrivare con quelli che veramente delinquono. Prego, Mascitti. Sono d'accordo con lei, i problemi sono molto, molto importanti e sono sopra le nostre teste, perché la magistratura ha delle procedure che non collimano spesso con quelle che sono le esigenze dei cittadini e delle polizie e delle forze dell'ordine stesse, che si impegnano tutti i giorni anche a rischio della loro pelle per poter far rispettare la legge.
Io dico solo che bisogna trovare il modo di capire cosa fare noi cittadini, quindi l'unica cosa che noi riteniamo giusta fare è quella di dare una mano in senso attivo, quello di conoscere bene tutte quelle che sono le energie che le forze di sicurezza possono esprimere in città, lasciare a loro il compito di eseguire questo lavoro, mentre noi dobbiamo dargli una mano a segnalare e a controllare il territorio in maniera adeguata. E questo, devo dire, a Parma siamo riusciti a far chiudere proprio l'altro giorno un mini market che ci è voluto 1 anno e mezzo di documentazioni, che siamo riusciti, un mini market dove si faceva di tutto e di più, però siamo riusciti a dare ai NAS tutte le documentazioni necessarie che permettessero al comune poi di farlo chiudere definitivamente, e siamo riusciti a togliere questo mini market in una zona centrale di Parma che creava tantissimi disagi, però il lavoro è stato fatto assieme ai NAS, assieme ai cittadini che hanno documentato, hanno fornito tanta di quella documentazione che ha reso opportuno la chiusura di questo mini market, e questo è uno dei tanti episodi. Io credo nella partecipazione attiva delle persone, non soltanto a subire queste aggressioni che sono veramente brutali e fanno paura, però bisogna anche vincere, non si può chiudere in casa, non ci si può rintanare in casa con la paura, ma bisogna anche reagire in maniera positiva e soprattutto abbracciare e stare vicino, ascoltare i giovani, perché non sappiamo ascoltare, li sentiamo ma non li ascoltiamo. Quindi noi siamo impegnati nella nostra vita quotidiana, nel lavoro, nei telefoni, nelle comunicazioni, e facciamo di tutto meno che ascoltare i giovani. Quindi impegniamoci, partecipiamo assieme a questi giovani e vediamo cosa si può fare dalla base. Chiaro che è un lavoro lungo, e per quanto riguarda il discorso della magistratura sono d'accordissimo con lei, ma finché non cambiano le leggi e non ci sono delle regole ben precise possiamo fare poco noi cittadini, insomma. Quindi vede questo... però Mascitti, qual è il grande problema che l'abbiamo sentito anche quei ragazzini che sono morti per una coltellata nel momento che volevano intervenire per mettere pace e quiete. Io ho più paura del ragazzino col coltello che non col delinquente che ha il coltello, perché quello lo sa adoperare, il ragazzino non lo sa adoperare, quello, gira col coltello senza neanche sapere che arma dà in mano, e se si mette in testa di fare qualcosa di grave lo fa e ci cade il morto. È quello che mi fa paura, che non riescono a capire la pericolosità di questi ragazzini, perché non lo sanno neanche loro quanto pericoloso è sferrare una coltellata. Se prendi la parte sbagliata, ciao. Capisce che sono molto preoccupata, perché come ripeto c'è qualcuno che dovrebbe intervenire e fermarli, i Mascitti dovrebbero fermarli, portarli da un'altra parte, prego. Sì, io dico che chi va in giro con il coltello o la pistola in tasca non sono certamente i giovani in generale. Ci sono ambienti degradati e infatti molti fatti di cronaca vengono fuori da ambienti molto degradati, molto difficili, dove si deve intervenire, neanche i mezzi che sono a disposizione dello Stato riescono spesso e volentieri a fare qualcosa. Per cui io dico che bisogna andare in giro sempre tranquilli, a testa alta, attenti, senza stare però a rinchiudersi in casa assolutamente, perché insomma non è che tutti i giovani vanno in giro col coltello, santo Dio. Cioè, io condivido le paure, le ansie, ma sono anche convinto che bisogna guardare in faccia la realtà, affrontarla e partecipare a un buon risultato mettendosi a fianco delle forze dell'ordine. E qui a Parma da qualche mese hanno assunto 50 vigili urbani, va avanti un progetto di agenti di comunità dove gli agenti girano a piedi nei quartieri e cominciano a conoscere tutte le persone una per una, entrano nei negozi, danno una mano, aiutano. Sono arrivati 45 carabinieri nuovi, quindi a questo punto anche l'azione di repressione si fa perché avete messo i numeri, e Mascitti hanno messo i numeri, 50 più 40 fa un centinaio di persone, quasi capisce bene che si vedono poi i risultati nel territorio. Allora Giorgio Becchio, la prevenzione, soprattutto la sicurezza nelle strade, parleremo anche di quello, queste strade che non sono le strade pericolose ma è chi guida. L'altro giorno ho parlato con un mio amico, ha detto guarda Mirella, un conto è prendere la patente, un conto è saper guidare. Tu cosa vuoi dire, Becchio? Guarda, ieri facendo la provinciale da Dosso a Casiar sono 4 chilometri e mi sono trovato uno contromano, aveva già superato, telefonino può essere. Il discorso è che attualmente
tutte le macchine hanno il Bluetooth, però anche quelli con le macchine grosse li vedi il telefonino. Quindi c'è qualcosa che non va. E poi il discorso che molti comandi fisici vengono tolti e vengono messi sul monitor al centro della plancia. Parliamo della Tesla. Quindi significa usare un computer, distrarsi molto di più quando prima bastava premere un pulsante. So che in Europa qualcuno ha sollevato questa questione del fatto che è inutile mettere tutti i sistemi elettronici, i radar, quando poi tu togli l'attenzione dalla strada obbligando a fare un passaggio, 2 o 3 passaggi per accendere le luci, per regolare il riscaldamento, l'aria condizionata della macchina, mentre prima bastava premere un tasto. Quindi questa è una cosa che purtroppo l'acquirente viene attratto purtroppo da queste cose quando acquista una nuova vettura, oltre che dal prezzo. Perché? Perché anche i giovani che dicono che adesso, prima che si interessino della macchina, passa molto più tempo rispetto a una volta, e questo è forse anche vero, perché vedevo a scuola non c'era la passione per il motorino come c'era un tempo. Però loro, essendo abituati col digitale, poi un domani, quando diventano clienti, potenziali acquirenti, vogliono queste cose. Però in realtà sono cose che non sempre sono utili. Ritorniamo al problema che la scienza può essere usata bene o può essere usata male, che l'intelligenza artificiale può essere usata bene e può essere usata male. Quindi bisognerebbe anche che chi fa il prodotto tenga conto di queste cose e non voglia assolutamente riempire di gadget, spesso inutili, una vettura per attrarre l'acquirente. Non è sicurezza. Però Giorgio Bettio, allora possiamo dire macchine sempre più veloci ma sempre più pericolose, perché se noi abbiamo questi schermi televisivi sulla macchina, capisci bene che pochi secondi, come è stato spiegato, possono veramente incidere molto, ad esempio anche sulla distanza di sicurezza. No, ma voi basta vedete una frazione di secondo. ma voi vedete che qualcuno rispetta la distanza di sicurezza. Ma cos'è la distanza? È un optional? Cioè Bettio, qui veramente è da impallidire quando si esce la mattina e si vede quello che succede. Lavori stamattina per arrivare a lavorare, una cosa incredibile, lavori iniziati alle 8 del mattino, codi impossibili, ma perché non si lavora di notte? E come si fa anche in altri stati? Non riesco a capire come in Italia copiamo sempre le cose peggiori che le cose, ma lavoriamo di notte, ma come si fa a lavorare al mattino con le strade che abbiamo, con le infrastrutture che abbiamo? Bettio, cosa dici? Beh, ma qui in Comune di Treviso hanno anche cominciato a fare delle asfaltature, poi la gente si lamenta dei rumori, anche se sono 2 o 3 giorni, una notte. Purtroppo è così. Allora, Gentilini ieri hanno fatto i funerali, ovviamente io sono andato perché sono stato consigliere con lui. Gentilini diceva sempre una cosa, io sono stato anche presidente di Commissione dei Lavori Pubblici, ricordatevi, la gente chiede l'asfaltatura, chiede la fognatura, perché non vuole più svuotare le vasche IMOF, chiede la luce, chiede la palestra, chiede il parco giochi. Certo, sono opere di pubblica utilità, vanno fatte, però ricordatevi che chi è vicino dove viene fatta la palestra, chi deve sopportarsi il disagio perché vengono rifatte le fognature, si lamenterà. Quindi voi fate un qualcosa di utile, ma ci sarà sempre chi si lamenta. Bisogna sempre però dare... i lavori dove vogliono li fanno, bisogna non è dare che chiedano un contentino. tanto. Dai, ma questo è il discorso che anche la gente, purtroppo... Sì, ma non possiamo dare la colpa alla gente per i lavori, è troppo facile dire così. Maurizio da Conserve, vai Maurizio! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io mi riallaccio a quello che ha detto il signore con gli occhiali, qua adesso non mi ricordo il nome. Bettio, Giorgio Bettio. Il signor Bettio, sì. Allora, non so se il signor Bettio, oppure anche tu Mirella, vedi dietro dal tuo specchio retrovisore, praticamente quando uno parte, cioè corrono a una velocità supersonica e quasi si appoggiano dietro di te e poi aspettano
che sopraggiungono le macchine per poi sorpassarti in un'altra velocità supersonica. Allora, io dico solo questo, per carità, la tecnologia sì ci ha portato a un certo punto, però Mirella, veramente la tecnologia ci ha anche rovinato, ci sta anche rovinando, perché come hai detto tu prima, i maggiori incidenti capitano nelle distrazioni automobilistiche. Cosa voglio dire? Con la televisione che hanno, il computer che hanno a bordo della macchina, e naturalmente poi sai, no, col cellulare hai la possibilità anche di collegartelo tramite questo computer, e naturalmente ascolti la musica eccetera, e naturalmente ragazzi eccetera si distraggono da queste cose. Quindi è giusto quello che ha detto il signor Bettio, stanno facendo automobili sempre più avanzate, ma la distrazione aumenta sempre di più, quindi non possiamo più dare la colpa al cellulare, stiamo dando la colpa a un computer a bordo dei mezzi. Ecco, attendo vostre risposte. Grazie, buona giornata a tutti, buona festa per domani. Grazie, ma soprattutto professor Sandrini, uno quando arriva a casa una volta si diceva adesso mi ricovero al neuro perché non ne posso più. Anche questa mente, questo cervello sottoposto a dei ritmi frenetici è una cosa incredibile. Quanto incide poi su quello che è il funzionamento anche del corpo umano? Perché se arriva a casa che veramente uno si fa il segno della croce, se riesce ad arrivare a casa sano e salvo ormai. Prego professore. Sì, è vero, adesso la frase mi ricovero al neuro non esiste più perché vi è stata una separazione tra la neurologia e la psichiatria, e quindi quando uno dava i numeri, come si dice, veniva ricoverato nei reparti di neurologia, poi giustamente sono state separate le due specialità. La domanda è assolutamente pertinente. Purtroppo viviamo in un mondo che è estremamente stressante, cioè ci ha fornito delle vantaggi in termini di qualità di vita enormi, se noi pensiamo ai secoli passati, perlomeno una parte della popolazione mondiale, perché la maggioranza è ancora alle prese con grossi problemi anche semplicemente di sopravvivenza. Però noi viviamo in un mondo dove sicuramente la tecnologia ha portato dei grandi vantaggi, ma ha anche contribuito a creare degli enormi problemi. Se n'era accennato anche prima in qualche maniera, ad esempio il problema dei giovani tra virgolette deviati. Sicuramente incide molto anche il fatto che si stia realizzando un processo di deculturalizzazione, di perdita di cultura all'insegnamento che dava la famiglia e la scuola. Si è sostituito quello che si trova su internet, che sappiamo raccoglie di tutto, uno trova delle informazioni di grandissima importanza, livello e aiuto, ma trova anche dell'assoluta immondizia. E questo è un problema particolarmente rilevante. Quindi oltre all'etica, un'altra parola che io cercherei di usare sempre più e che purtroppo è anch'essa molto negletta è educazione, nel senso proprio più vero del termine, formare i giovani, educare anche gli adulti, perché il processo di deculturalizzazione non riguarda solo i giovani ma anche gli adulti, e quindi molto dello stress deriva proprio da questo clima di perdita di cultura nel senso vero del termine. Non è il titolo di studio, ma è acquisire dei valori che ci guidano poi nelle condotte di vita, che devono essere delle condotte etiche, cosa che noi purtroppo vediamo sempre meno, specie ovviamente in certe fasce di popolazione che sono particolarmente a rischio di devianza.
Professor Sandrini, io delle volte rimango stupita dalla lucidità, dal ricordo di certi centenari. Ecco, sì, qualche acciacco, ma tutto sommato delle persone meravigliose. Ecco, eppure quando raccontano la loro storia, una vita fatta di povertà, di sacrifici, eppure hanno una lucidità. Cos'è nel DNA, professore? C'è qualcosa, perché non tutti hanno questa fortuna, c'è il DNA che è fondamentale. Ecco, questo arrivare a 105 anni. Abbiamo visto un'intervista a una donna, sempre donne, quasi sempre donne, devo dire anche la verità, molte centenari rispetto agli uomini. Cosa è dovuto secondo lei, professor Sandrini? Questo cervello che lavora in continuazione, che è perfettamente lucido. Sì, diciamo che ci sono 3 fattori che avevamo ricordato anche un po' all'inizio, che sono ovviamente i fattori genetici ereditari. Spesso coloro che arrivano a età molto avanzate sono persone che hanno avuto anche dei genitori, degli antenati che erano longevi. E poi ci sono gli stili di vita, come abbiamo ricordato, e poi i fattori ambientali. Chiaramente sui fattori genetici non si può agire in maniera particolare perché uno li eredita, invece c'è uno spazio ovviamente per agire su quelli che sono i fattori ambientali, quindi l'approccio ecologico ad esempio, e sugli stili di vita, come abbiamo ricordato prima. Il cervello tende ad invecchiare col passare degli anni, quindi è normale che si perdano certe capacità anche di memorizzazione, di elaborazione del pensiero, però vi può essere una grossa differenza individuale, quindi ci può essere una persona che a 80 anni ha ancora una memoria molto buona e un'altra che invece ha delle grosse lacune in questo campo. Abbiamo Sandra da Padova, grazie professor Sandrini, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli illustri ospiti. Sono d'accordo con quello che hanno detto fino adesso il signor Bettio, l'altro signore in collegamento e il professor Sandrini. Io penso, professore, questo è un mio pensiero, che il DNA, lei ha ragione, il DNA incide anche tanto, però l'educazione, o forse c'è una debolezza, io credo, nei giovani, nelle persone, ma sì, è come buttare la carta per terra, ma tanto ce ne sono tante per terra, le butto anch'io. Ecco, quella è educazione. E vedo che purtroppo, anche come ha detto lei, degli adulti hanno perso quel punto di riferimento che ci avevano insegnato i nostri papà e mamma. Allora, però non bisogna, vedo che c'è anche una certa arroganza, diciamo così. Io ho ripreso tante volte sia la persona adulta sia anche il giovane, anche la ragazza, che buttava per terra la sigaretta, la cicca. Allora io li ho ripresi e su 4-5 2 sono stati educati, mi hanno detto sì signora ha ragione, mi scusi, l'ho fatto così senza pensarci. Gli altri no, in modo arrogante. Ma a lei cosa gliene frega? Allora io di risposta, perché io non sto zitta e la Mirella mi ha un po' capito, ho detto la città non è solo mia, è anche tua. Tu quando vai a casa, se fumi una sigaretta la butti per terra? Non credo, perché se la butti per terra o vivi, scusa, in un lettamaio o in una discarica, perché non è possibile. E allora io credo che, come ha detto il signore l'altro in collegamento, che bisogna effettivamente parlare con i giovani, ma parlare non come, secondo il mio punto di vista, non come ti do una lezione e devi fare così, ma cercare di fare capire proprio nel profondo che certe azioni sono negative, ma sono negative per la società, ma sono negative per loro stessi, perché quando saranno più grandi, che avranno una famiglia o se non ce l'hanno un lavoro stabile, che hanno magari un ruolo importante,
è la base, è l'educazione, l'empatia, il rispetto degli altri. Ecco, il rispetto. Scusatemi, mi sono... No, grazie cara Sandra, grazie della telefonata. Allora andiamo a vedere anche la locandina dell'evento di Gianni Mascitti, che la commentiamo e come risponde alla Sandra e anche a quello che abbiamo detto noi. Sì, bisogna impegnarsi, però bisognerà anche che questo governo si decida a far pagare, che qualcuno riesca a capire l'importanza della certezza della pena per quelli che delinquono. Vedremo come, cosa, non sempre serve il carcere, serve anche a farli lavorare magari seriamente, forse serve più del carcere. Ecco, io penso che dovremmo anche iniziare a far capire questo. Prego Mascitti, questa è la locandina, prego. Sì, io sono d'accordissimo con il professore, con la signora che è intervenuta poco fa, che tutto sta nel ricostruire una cultura generale, che non è solo imparare le poesie a memoria o le tabelline come si faceva una volta, ma una cultura del benessere comune, cioè noi dobbiamo pensare che tutto quello che ci circonda è comune e quindi è tutto nostro, non è solo nostro lo spazio che abbiamo acquistato di un immobile in casa, ma anche gli spazi che ci circondano, e quindi la cultura del benessere comune, dell'aiuto reciproco, è per quello che noi abbiamo intitolato il tema del convegno che abbiamo fatto il 5 aprile era proprio sicurezza e prossimità, quindi stare vicini tra di noi, conoscersi, capirsi, questo è fondamentale, perché soltanto ascoltandoci uno con l'altro, ma veramente ascoltandoci, non soltanto sentendo, perché tutti sono capaci di sentire, ma poi bisogna elaborare quello che si è ascoltato e recepito. Allora a quel punto si può creare una reciproca cultura di aiuto e di benessere comune. Infatti il nostro progetto prevede di andare avanti con la costituzione di questi gruppi di controllo di vicinato, però portandoli molto vicini alla cura del vicino. Scusate l'assonanza. Perché per vincere il disagio giovanile, per vincere questi episodi di criminalità che ci sono, giustamente occorre una giustizia più certa, che dia delle certezze, anche perché poi i cittadini si impegnano se poi non ha anche un ritorno. Quindi anche a noi piace vedere che tutti i nostri sforzi poi dopo in buona parte o in parte vengono ripagati con delle soluzioni vincenti. Spesso e volentieri le forze dell'ordine si trovano con le mani legate proprio da una giustizia che non fa pieno il proprio dovere, e questo però non possiamo continuare a lamentarci di questo e non fare niente nel contempo. Quindi noi continuiamo a darci da fare, a partecipare, a dare una mano alle forze dell'ordine, a tutti quelli enti o istituzioni che possono garantirci un benessere comune, e poi dopo speriamo che dall'alto il governo sappia poi trovare le strade giuste per intervenire in maniera anche decisiva con delle soluzioni idonee, insomma. Grazie Giovanni Mascitti, Presidente Grazie Associazione Controllo di Vicinato di Parma, Sicurezza Giovani, Prevenzione Sociale. Grazie Mascitti. Giorgio Bettio, ma come mai la Ferrari non va? Cosa c'è? Eravamo i primi in assoluto, qua stiamo perdendo sempre più punti. Però l'altra Ferrari vince. L'altra Ferrari vince. Ma ho letto anche qualcosa in Facebook, che arriva anche da siti abbastanza seri, insomma. Probabilmente è una questione di uomini. Una questione anche di uomini. Non di macchina? Sì, di macchina, però poi bisogna anche stare attenti, perché sembra che sia vero che anche negli ultimi anni sia stato chiuso qualche occhio rispetto a qualche soluzione tecnica che non sarebbe stata molto lecita. Mi sa che Dino Ferrari si deve girarsi sua tomba. Beh, adesso parlano Mamma già mia. di macchina elettrica, che si chiamerà elettrica, una Ferrari elettrica, tutta elettrica, che si chiamerà elettrica, dicono. Non si chiamerà per Ferrari elettrica o solo elettrica? No, si chiamerà è una Ferrari che si chiamerà elettrica, pare. Grazie a Giorgio Bettio. Professor Sandrini, come ci saluta? Che messaggio vuole lasciare qui questa mattina? E grazie di essere stato qui con noi. Penso che le tre parole che abbiamo citato, no? L'etica, educazione, cultura, siano un messaggio conclusivo
non teorico, ma che dovrebbe essere trasformato in qualcosa di pratico, di reale nelle nostre vite. Questo è fondamentale, penso. Grazie professor Giorgio Sandrini, già ordinario di neurologia, di essere stato con noi. Grazie agli altri ospiti. Pubblicità. Balla di fronte al pubblico, i suoi movimenti armoniosi e leggeri. Non si è arresa alle avversità, lei ha deciso di continuare a vivere e di fare quello che più le piaceva. Amava ballare e andare in moto. Dopo l'incidente stradale che l'ha costretta alla sedia a rotelle, pensava di aver perso la possibilità di svolgere queste attività, ma la sua tenacia e determinazione l'ha portata nuovamente a danzare. Atleta nazionale, andrà fra qualche giorno a Praga per i campionati europei paraolimpici. Oggi Rossella ci ha fatto emozionare con la coreografia che porterà ai campionati europei. La vita non si ferma, ci racconta invece Pietro, che suona sulla tastiera. Nel 2020 ha avuto un gravissimo incidente domestico, pensava che la sua vita fosse finita ed invece oggi è rinato, come ci racconta lui stesso. Incidente domestico, mi sono rotto l'osso del collo, sono arrivato qua nel 2020 completamente paralizzato dalla testa in giù e qui ho trovato tutto e tutti che mi hanno dato una mano, che mi hanno aiutato, che mi hanno fatto rinascere, che mi hanno fatto crescere, e di questo posso solamente ringraziare il buon Dio e questa struttura. E lei oggi è qua, è tornata di nuovo a suonare? Oggi sono qua veramente con piacere, riesco ancora a divertirmi un po' con le mie mani, che è la mia grande passione, e ho ancora tanti progetti per la mia vita. Pietro spiega il lungo percorso, la strada in salita e poi la speranza, la luce in fondo al tunnel, l'abbraccio colmo di emozione con la professionista che per tutto questo tempo l'ha aiutato e supportato. Questo oggi è bellissimo, mi commuove ancora. Non suonavo, oggi riesco a suonare, riesco a muovere queste mani, grazie. Giratevi un attimo, quella è Maria, quella è stata la mia tutor, la mia forza, la mia... Che belle storie, che bei messaggi di speranza. Saluto il professor Paolo Pauletto, già presidente dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, l'ORAS che avete visto. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. Buongiorno, saluto anche Moreno Gasparini, sindaco di Loreo Rovigo. Buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, buongiorno agli ascoltatori. Allora sindaco, quello che ha visto, non so se è riuscito a vedere, ecco, queste due veramente significativi messaggi di speranza di queste due persone, la voglia di vivere, la voglia di guarire, di riuscire a vivere la quotidianità. Quanto importante è, sindaco? Non so se mi ha sentito. No, allora andiamo dal professor Pauletto. Professore, cosa le sembra di rivedere quella che è stata anche un po' la sua creatura, queste storie che lei le ha vissute in prima persona, riuscire a dare speranza, a ritornare alla vita a queste persone? Prego Pauletto. Questo avviene quotidianamente in ORAS, è una struttura di alto livello, di altissimo livello per la riabilitazione, in particolare neurologica, ma anche in altri campi riabilitativi come la cardiologia o la pneumologia. Parlo di pazienti trapiantati, ad esempio. Per me non è una sorpresa e penso che con un adeguato supporto la realtà di Motta di Livenza continuerà ad essere ad altissimo livello ed è una realtà importantissima per la regione, perché non ci sono altri centri che abbiano un'attività comparabile.
Avete sentito? Professor Pauletto, la tecnologia sì, ma quanto importante è la figura umana? Ecco, questi veramente fisiatri, questi terapisti che fanno veramente dei miracoli, ecco, diventano quasi un familiare per la persona. Prego. Ma guardi, la tecnologia ha meno importanza di quanto si ritiene comunemente. È importante, ci deve essere, ma il grosso della riabilitazione avviene attraverso la capacità e l'esperienza clinica dei riabilitatori e anche del contatto umano che riescono a stabilire con i loro pazienti. Avete sentito dalle parole del nostro paziente, che io peraltro ricordo bene, la relazione personale che c'è fra i fisiatri, i fisioterapisti e il paziente, tutto l'ambiente, gioca un ruolo importantissimo, ma ripeto, poi importantissima è l'esperienza, la capacità medico-scientifica dei riabilitatori. E in terza linea viene infine le apparecchiature e le tecnologie che anche hanno un loro ambito applicativo importante, ma per la generalità dei pazienti quello che importa è la capacità degli operatori dal punto di vista professionale e la capacità di stabilire un rapporto umano, anche perché questi pazienti spesso vanno incontro a profonde e gravi forme depressive e per uscirne è importante l'appoggio che ti può dare l'ambiente circostante e chi si prende cura di te in particolare e i familiari. Allora vediamo se adesso mi sente il sindaco Moreno Gasparini, sindaco di Loreo Rovigo. Sindaco, mi sente adesso? Io la sento, Mirella, buongiorno di nuovo. Buongiorno, Grazie. io sento lei, sono felice. Allora sindaco, questa speranza di dare anche lei alle persone che bussano alla sua porta, a questi giovani che dopo incidenti stradali vanno in depressione perché non sono più come prima, eppure abbiamo delle strutture meravigliose. Cosa ci dice sindaco? Dare la speranza, dai che ce la faremo, credici, prego. Assolutamente sì, c'è tanto di cappello quello che sono le grandi volontà, la grande tenacia delle persone che sono testimonianze di eventi purtroppo che nessuno vorrebbe che capitasse, sia che venga dalla strada, dall'ambito familiare o dal lavoro, sono comunque esempi di grande tenacia per quello che può essere la ripresa e cercare la normalità verso quello che era prima, secondo quello che è successo. Diciamo che noi come enti, sia come comuni che come ente parco di cui sono presidente, dobbiamo non abbassare mai la guardia, per esempio per quanto riguarda le modalità della viabilità e cercare di mettere degli strumenti necessari per fare in primis l'educazione stradale su tutti i territori, su tutte le grandi viabilità, in virtù del fatto anche che essendo una zona nostra di mare il turismo aumenta d'estate, da questo periodo qua fino a settembre aumenta e quindi anche gli incidenti stradali possono aumentare e quindi non tenere mai bassa ma alzare la guardia e creare soprattutto quello che è una consapevolezza comportamentale a tutti i livelli. Allora guardiamo anche queste immagini del Delta del Po, perché penso che anche al sindaco abbiano tremato i polsi quando il Po si alza. Noi lo vediamo tranquillo e beato, però abbiamo un paese che ha bisogno assolutamente di investire su questo, abbiamo una fragilità che spaventa. Cosa ne pensa, sindaco? Guardi, noi dobbiamo, è la stessa cosa che abbiamo parlato prima, è il Delta del Po, tutta l'area del Delta del Po che congloba 9 comuni per circa 65.000 abitanti, è un'area giovane, del Delta proprio giovane, che è comunque manutentata giornalmente dall'uomo. Una su tutte, la bonifica di 100 anni fa, ha fatto sì che queste aree qua potessero essere vivibili, coltivabili e soprattutto anche avere un tessuto sociale che poteva crescere. Noi oggi attraverso i consorzi bonifica, attraverso quelle che sono le strutture regionali e l'ente parco Delta del Po stesso, siamo a 4 mani per cercare sempre di mantenere quella che è la salvaguardia della nostra struttura fisica dell'area parco, ma soprattutto anche quella che è la sicurezza idraulica, e in modo che sia il turismo che l'agricoltura e la pesca, che sono le nostre eccellenze, possano prosperare, possano aver sì che sia un riscontro anche economico sul territorio.
Allora andiamo a vedere però altre immagini. Queste trivelle del Delta del Po, era il 2024 a novembre, sentiamo come le commenta poi il sindaco Loreo. Sì. Ecco, era stato denominato Teodorico come l'invincibile re degli Ostrogoti, ma per il momento il TAR lo ha sconfitto con una pronuncia che potrebbe costituire un precedente. Teodorico è il nome del giacimento estrattivo che dovrebbe, a questo punto doveva, sorgere al largo delle coste polesane nell'ambito del progetto Po Valley Operations, presentato nel 2017, più volte autorizzato a livello centrale. Contro le trivelle era sceso in campo il territorio, capofila il Parco regionale del Delta, da lì la battaglia a suon di ricorsi. Ora lo stesso giudice amministrativo certifica la mancata concertazione con gli enti locali, ma soprattutto il rischio della subsidenza. Già Fanfani, proprio per questo, aveva detto di no. La trivellazione del Polesine comportò qualche decennio fa l'abbassamento, lo sprofondamento del territorio di 3-4 metri. Se noi oggi non avessimo in quel territorio un sistema di idrovere potente, tutto quel territorio sarebbe sotto acqua. Resta da capire quali effetti avrà la pronuncia sul cosiddetto piano Urso, che ha visto diverse frizioni a inizio 2024 tra regione e governo, con l'avvio di un tavolo di confronto. Il gas estraibile in Italia ammonta a 70-80 miliardi di metri cubi, meno della metà in mare, un numero, spiega Ferrazzi, solo apparentemente gigantesco. Se anche noi trivellassimo tutto il paese a mare o in terra, offshore o onshore come si suol dire, al massimo, consumando tutto l'estraibile, potremmo andare avanti con quel gas per un anno. Il gas è un elemento di transizione, come dice l'Unione Europea. Noi dobbiamo usare le rinnovabili. Costano molto meno, costano meno alle bollette dei cittadini, alle bollette delle imprese e soprattutto abbiamo la materia prima. Allora, Sindaco Gasparini, come commenta questo servizio e queste parole? Era novembre, adesso siamo a maggio, cosa ci racconta? Ma guardi, sono sacrosante e è nell'alveo dei nostri pensieri del territorio, perché come è stato anticipato in questo servizio noi abbiamo fatto ricorso, in prima istanza l'abbiamo vinto perché abbiamo una consapevolezza che estrarre significa riabbassare ancora il suolo. Mediamente noi siamo 2,5 metri sotto il livello del medio mare con punte di 4 metri, quindi le idrovore devono lavorare giorno e notte per tenere in salvaguardia il territorio. Io credo che, ha detto bene chi mi ha preceduto, che assolutamente non andiamo a risolvere il problema delle risorse energetiche per essere autosufficienti a livello nazionale, perché tutto quello che si estrae potrebbe durare, come è stato detto, circa un anno e mezzo. Quindi l'obiettivo, se vogliamo veramente guardare avanti e se vogliamo veramente guardare quelle che sono anche le linee guida della Comunità Europea, non solo, ma il mondo intero ce lo sta dicendo, dobbiamo iniziare a investire e camminare verso le rinnovabili. Siamo il paese del sole, perché noi siamo l'Italia, il paese del sole, dobbiamo e senz'altro dobbiamo metterci in testa di iniziare a utilizzare seriamente le rinnovabili proprio per questo motivo. L'area del Delta del Po, una su tutte, fragilissima, con una biodiversità enorme, unica in Europa e con un territorio che sta lavorando in questi giorni, finché siamo noi a parlare con voi, stiamo lavorando per riportare la nostra identità per quanto riguarda Mab UNESCO, riserva di biosfera, a Parigi, per portare avanti quelli che sono i requisiti che da 10 anni ormai, dal 2015 ad oggi, abbiamo avuto proprio per il fatto che noi siamo una riserva di biosfera con una biodiversità enorme. Quanto importante è far capire l'importanza della biodiversità, che prima di agire, di cementificare, bisogna anche capire dove vai a fare, perché la biodiversità è fondamentale per il nostro futuro. C'è abbastanza conoscenza? Se ne parla abbastanza di questo, Sindaco Gasparini, secondo lei? Se ne sta parlando adesso, grazie Mirella di questa domanda, se ne sta parlando negli ultimi anni. Se ne è parlato poco decenni fa, quando si doveva iniziare a fare una scuola di cultura, una scuola di consapevolezza di quelle che sono le peculiarità dei nostri territori. Negli ultimi 10 anni si è capito che attraverso la salvaguardia di un territorio, e non solo delle persone ma anche della natura che ci circonda, può essere un valore aggiunto sotto il punto di vista di piattaforma per creare un prodotto turistico che gli altri non hanno, perché l'area umida del Delta del Po, assieme alla sua biodiversità, può costruire e può senz'altro dare
un valore aggiunto sotto il punto di vista turistico. Oggi più che mai si è capito e si ha una sensibilità, una responsabilità, ma soprattutto l'induzione anche alla conoscenza fin dai più piccoli alle scuole fino a poi noi più grandi. C'è una maggior consapevolezza che quello che noi abbiamo lo dobbiamo mantenere sano e salubre, perché tutti ci insegnano, e oggi come quanto mai più di prima, vedi anche il discorso della capacità di autonomia energetica, ci sta insegnando che il mondo sta cambiando velocemente, quindi noi dobbiamo avere una consapevolezza che altrettanto cambia e si reinstaura col territorio stesso velocemente. Questo è importante a far capire, speriamo che la politica, come si diceva prima, invece di sentire, ascolti, perché abbiamo la possibilità, veramente abbiamo una tecnologia veramente incredibile, abbiamo gli scienziati, i ricercatori che danno le linee guida, bisogna ascoltare queste persone, non può essere che un politico decida di fare il bene e il male perché copre quella poltrona. Cosa ne pensa, Sindaco? Cioè delle volte la politica deve fare un passo indietro. Io dico sempre che all'interno delle giunte, oltre che le quote rosa, dovrebbero esserci le quote verdi. Sono persone veramente preparate e brave che vanno ascoltate prima di fare i disastri, perché poi il politico passa, Sindaco, ma il disastro ce lo ciucciamo noi nel vero senso della parola e lo paghiamo noi. Prego. Assolutamente sì, io aggiungerei quote rosa e quote verdi, anche le quote consapevoli di conoscenza. Lei ha detto giusto, cioè il filo logico deve essere questo: chi amministra deve avere una visione senz'altro lungimirante, ma deve appoggiarsi a chi ha la capacità e ha le competenze per poter dire questo sì e questo no. L'abbiamo visto prima, la subsidenza è un danno territoriale enorme che ci mette in difficoltà. Lei basti pensare che se il terreno si abbassa ancora, sia gli investimenti sul territorio, ma anche quello proprio la macchina del turismo si impoverisce, perché comunque diventa un territorio meno tranquillo e meno invidiabile sotto il punto di vista anche di investimenti. Quindi su quei fronti lì noi dobbiamo lavorare, dobbiamo mantenere assolutamente alta l'asticella per quanto riguarda le conoscenze da una parte, l'ascolto anche della politica, l'ascolto di chi è sopra di noi, che ha una capacità tecnica per darci gli indirizzi lungimiranti. Andiamo a vedere anche queste immagini del drone del delta del Po Pila Porto Pescherecci e commentiamo con il sindaco. Mi scusi sindaco, ma lei gliele manda queste bellezze che abbiamo, queste immagini, questi droni, per capire l'importanza di essere ascoltati, voi che capite le esigenze del vostro territorio? Prego. Guardi, noi adesso solo col progetto di Goletta Lab con Goletta Cattolica Storica, che è stata ristrutturata e finita nel 2024, abbiamo iniziato già l'anno scorso a portare studenti, perché il concetto è dalle piccole generazioni, dai primi giovani dei nostri territori, e non solo, dobbiamo fare consapevolezza di quello che lei sta dicendo, che è una cosa sacrosanta. Solo nel 2024 noi abbiamo portato quasi 3.500 giovani delle province di Padova e Rovigo, delle scuole, proprio per fare didattica e consapevolezza e conoscenza di quello che è la biodiversità da una parte, il valore aggiunto di un territorio salubre e soprattutto quello che è la morfologia e la fisicità di un territorio come questo, per conoscerlo meglio. 2025 andremo a lavorare con tutte le scuole delle altre province del Veneto, le porteremo su Goletta Cattolica, che è stata ristrutturata, che è adesso nel porto di Albarella, che ospiterà quest'anno, arriveremo quasi a 5.000 studenti che visiteranno il Delta, proprio per far capire loro che la conoscenza, dall'altra la salvaguardia e la responsabilità che ci si deve assumere ogni singolo cittadino. Allora, quello che invece fa l'Oras di Motta è questa ascolto alla persona, e ha dedicato questa giornata della persona, poi la commenteremo col professor Pauletto. Andiamo a vedere l'Oras giornata della persona. Giornata della persona Oras.
Pong e molte altre attività inclusive nel giardino dell'Oras per la giornata nazionale della persona con mielolesione. Incontro online in collegamento da Palazzo Chigi dell'unità spinale con il ministro della salute Orazio Schillaci e la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Sul posto diverse associazioni, i ragazzi delle scuole professionali Lepido Rocco, familiari ed ex pazienti, tra cui Omar, che con il suo camper attrezzato porta avanti la bandiera della mielolesione viaggiando in Italia e Europa. Siamo stati insieme qua, abbiamo parlato, abbiamo raccontato più o meno le nostre storie, le nostre lesioni e abbiamo fatto provare ai ragazzi le carrozzine. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e i rappresentanti delle istituzioni sull'importanza delle unità spinali. Il messaggio che vogliamo passare oggi è appunto l'importanza che può avere la riabilitazione di questi pazienti, l'importanza che ha soprattutto nel riuscire a garantire a questi pazienti di tornare a svolgere un'attività integrata col contesto della società. Un distributore automatico di libri tascabili è stato inaugurato presso l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Il progetto, unico nel suo genere in Veneto, si chiama Bookstop, fai una pausa con un libro. Questo è il primo distributore automatico di libri collocato in una struttura ospedaliera. Il nostro obiettivo era appunto quello di rendere accessibile anche a non lettori il prodotto libro. Ci è venuto spontaneo quindi pensare all'ospedale, perché l'ospedale è un luogo di attesa dove c'è, ahimè, tempo disponibile e incrociare un libro da leggere può essere un'esperienza molto interessante. Il distributore propone 20 titoli della collana Piccola filosofia di viaggio, una raccolta di saggi brevi dedicati a esplorazioni e scoperte impreziositi dalle illustrazioni di Giulia Neri. Il distributore automatico può diventare uno strumento di promozione sociale in questo caso, ed è questo il motivo per cui il Gruppo Illyria ha sposato il progetto Bookstop di Ediciclo Editore, proprio perché vogliamo porci come strumento di benessere, anche se vogliamo regalare attimi di evasione o di felicità. Questo progetto rappresenta non solo un modo per diffondere cultura, ma anche un invito a fermarsi e riflettere, rendendo la pausa con un libro un'esperienza di ispirazione e crescita personale. L'ospedale diventa quindi una casa per il paziente, ma anche per i suoi familiari. Quindi questo progetto, a nostro avviso, è un progetto significativo, un progetto che avrà ulteriori evoluzioni e che nell'ambito appunto di quello che a noi piace dire che la medicina cura ma l'umanità guarisce, ben si inserisce appunto con questa offerta che può dare ai pazienti ma anche ai familiari dei momenti di lettura. Questo ospedale che diventa una famiglia, una casa, professor Pauletto, ecco l'importanza di non far sentire sole queste persone con gravi problemi. Prego, professor Pauletto. Sì, è importante. Adesso io non voglio parlare specificamente di Oras perché adesso c'è un nuovo presidente che è il professor Stefano Masiero, che è anche direttore della scuola di specialità di medicina fisica dell'Università di Padova, e poi c'è la dottoressa Romanello che è l'amministratore delegato, e quindi su Oras bisogna interrogare loro e non più me. Però in generale vorrei dire che i nostri ospedali generalmente, parlo anche di quelli del Veneto, sono un gradino indietro su questo piano rispetto agli ospedali di altri paesi europei, in particolare quelli del nord Europa, perché l'ospedale in Italia cresce per posizioni successive man mano che ci sono progetti o disponibilità di denaro. Se voi guardate un qualunque ospedale italiano, con poche eccezioni che ci sono, come l'ospedale dell'Angelo di Mestre, l'ospedale di Schiavonia in Veneto, ma tutti gli altri ospedali, adesso anche quello di Treviso, sono cresciuti per posizioni successive, e non c'è un piano unitario che ne stia alla base, perché se ci fosse un piano unitario questi aspetti sarebbero curati in maniera molto più puntuale. Però vede, il problema è questo: per costruire un ospedale in Italia ci vogliono decenni,
decenni. Per costruire un ospedale in Olanda, io ho visto per esempio l'ospedale di Utrecht e di altre città. Quello di Utrecht aveva 3 ospedali, ne ha fatto solo uno e ci ha messo 22 mesi dalla prima pietra all'inaugurazione ed è stato studiato con criteri che mettono al centro le necessità del paziente. Per esempio, per fare le terapie intensive hanno interrogato 400 pazienti sopravvissuti alla terapia intensiva, perché sono i pazienti più gravi, e i parenti di 400 pazienti che erano deceduti. E dall'intervista di queste centinaia di persone in 2 posizioni diverse, però fondamentali, i sopravvissuti e i deceduti, i parenti dei deceduti, sono riusciti a ricavare quelle che erano le esigenze da un punto di vista umano, perché quelle dal punto di vista medico ci pensano gli esperti, le esigenze da un punto di vista umano di chi era stato degente lì o dei parenti di quelli che erano stati degenti. E hanno fatto tutto questo e l'hanno fatto in 22 mesi. Ecco, noi non ci siamo. Vede professor Pauletto, io ho avuto i dirigenti dell'Oras che lei ha detto, ma io volevo sentire anche il suo parere perché sapevo che lei avrebbe alzato l'asticella per far capire quante cose si possono fare se qualcuno ha voglia di ascoltare, però, perché sentire non basta, qui bisogna ascoltare e ascoltare delle persone che sanno quello che dicono e qualcuno può anche copiare. Il sindaco Gasparini, ma non è che qua invece facciamo fatica, il professor Pauletto ha parlato di 22 mesi, noi parliamo di 22 anni per riuscire ad avere qualcosa, per non parlare delle opere incompiute che sono là ferme da più di 22 anni. Prego. Ma guardi, il professore ha detto delle cose giuste, l'Italia è una macchina burocratica molto lenta ancora. Una delle sfide del futuro a livello proprio nazionale, noi se vogliamo veramente competere non solo sulla sanità, ma qui tocchiamo nervi scoperti di qualsiasi famiglia che ha il diritto di avere un supporto sociale sotto questo punto di vista, noi se non snelliamo la burocrazia italiana noi non diventeremo mai veri competitor sani sotto il punto di vista europeo e mondiale. Purtroppo il sistema italiano è ancora molto lento, è ancora molto impastato sulla carta, sulla burocrazia, perché noi lo vediamo a tutti i livelli, sia come ente parco che come enti locali, ma io parlo per i 500 e passa comuni del Veneto, ma non solo, perché gli 8.000 in Italia sono uguali, nel senso che chi più chi meno poi va incontro a una burocrazia enorme. I 20 anni dell'ospedale magari non saranno 20 anni, ma saranno di meno, però sono sempre troppo tempo, perché se si inizia a costruire oggi ci si mette 20 anni, la tecnologia, le esigenze e la consapevolezza, la conoscenza dell'esigenza di quello che bisogna costruire intorno alla figura del paziente cambiano. Quindi un conto è 22 mesi, allora va bene creare un modello di una struttura che possa essere polivalente per un paziente, un conto metterci per esempio non 20 ma anche 10, in 10 anni sia la scienza che la conoscenza danno delle chiavi di lettura diverse e più moderne, quindi si va a rischio che si costruisca una cosa che diventi vecchia, a meno che non si cambiano i progetti in corsa. Questo può succedere ed è grave purtroppo. Però sindaco, noi abbiamo passato tanti governi, è facile dare sempre la colpa all'ultimo governo, il problema è che è un male che ci portiamo dietro da tanti anni, ma invece di diminuire è aumentata la burocrazia e di sicuro non siamo stati noi, forse la burocrazia serve per fermare certi lavori e farne altri dove loro riescono a gestire quello che gli interessa, perché abbiamo visto col Ponte Morandi la burocrazia è stata superata e abbiamo visto i tempi che ci hanno voluto per ricostruire questo ponte. C'è qualcosa che non torna, cioè non penso che veramente che qualcuno non riesca a capire che delle volte ci stanno veramente prendendo in giro, ecco, mettendo davanti sempre la burocrazia, perché qualcuno la mette e non siamo di sicuro noi. Prego sindaco, non si può neanche dare la colpa sempre all'ultimo che arriva, perché il cerino se lo sono passati tutti. Prego.
No, ma lei ha perfettamente ragione. Il Ponte Morandi è stato uno specchio e anche uno smascherare che dove si può la burocrazia è snella. Lì avevamo gli occhi puntati del mondo perché purtroppo in quel periodo lì del 2018 è stato eclatante il crollo del ponte con le 43 vittime e quindi in neanche 2 anni l'hanno ricostruito. Se non c'era l'attenzione della stampa e TV internazionale probabilmente sarebbe ancora in progetto o in costruzione. Questo è verissimo quello che lei ha detto e quello che noi conosciamo. Dobbiamo prendere consapevolezza ma soprattutto anche responsabilità che non dobbiamo né lasciare cerino in mano a qualcuno né dare la colpa a qualcun altro. I governi cambiano, bisogna che il legislatore prenda la voglia e soprattutto la capacità di trovare il sistema, magari copiando anche dai paesi del nord. Ha detto giusto il professore prima, ma lo sappiamo tutti, è diventato ormai un verbo comune che i paesi del nord sono più snelli e più veloci nel fare le cose e questo non significa che facciano le cose fatte male, si possono fare più veloci e bene lo stesso e evitare giustamente, perché poi dopo si fanno le leggi per correggere, evitare anche che ci siano opere delle nostre tasche incompiute in giro per l'Italia. Perché se tutto diventa più veloce, tutto diventa più snello, tutto diventa più dinamico, allora magari opere incompiute ce ne sono di meno, quindi sperpero di risorse pubbliche ce ne sono anche di meno. Quindi è il cane che si morde la coda in positivo se si cambiano le cose. Lei oltre anche presidente del Parco Delta del Po, perciò capite bene che questo sindaco ha veramente delle patate bollenti, ma con la burocrazia che ci ritrova e che ci ritroviamo tutti noi nel piccolo e nel grande, in cui non riusciamo ad andare avanti. Professor Pauletto, come ci saluta come ultimo messaggio? Prego. Il nostro problema è che nelle emergenze, quindi nelle eccezioni come il Ponte Morandi, perché è stata un'eccezione, riusciamo a fare le cose come si debbono fare e nella routine e nel quotidiano invece le regole non ci sono e comunque vengono stravolte. Io credo 15 anni fa avevo fatto il conto, per restare nell'ambito della sanità, del quale forse ho qualche competenza, che in Veneto gli ospedali avevano approssimativamente 100 differenti cartelle cliniche informatizzate che non si parlavano fra di loro. Il Veneto ha 68 ospedali, uno più uno meno, sì, 68 credo. L'Olanda, facevo l'esempio dell'Olanda prima, ne ha 60, quindi siamo vicini e gli olandesi sono di più, un po' meno ospedali. Allora, in Olanda c'è un'unica cartella clinica informatizzata. Se io vado in ospedale a Rotterdam e poi mi vede uno specialista di Amsterdam o di Utrecht, ciascuno aggiunge il suo pezzo e vede tutto nella cartella clinica con la mia autorizzazione. Da noi abbiamo decine e decine di cartelle cliniche, più di 100 al tempo in cui ho fatto l'indagine, che non è tantissimo tempo fa in fondo, che non si parlano fra di loro. Quando io ho chiesto perché non facevamo come hanno fatto in Olanda, potevamo comprare il loro sistema, potevamo imitarlo, e nessuno mi ha dato risposta, ognuno continua a fare le sue e così stiamo diventando un paese che non è più dell'Occidente avanzato, ma è una cosa che è meglio non trovare i termini adeguati per definire. Ecco, questo è il nostro essere molto chiaro, italiani. Professore, devo chiudere, la ringrazio anche per quello che ha detto. Non sappiamo guidare, in chiusura, non sappiamo guidare il progresso dove va, e la burocrazia è una delle parti, ma la burocrazia... Professore, devo chiudere, non ho più tempo, grazie professor Pauletto, non ho più tempo, perché il tempo è scaduto, ma la ringrazio per quello che ha detto delle cose importantissime, grazie veramente, grazie anche al sindaco Moreno Gasparini, sindaco di Loreo, di essere stato con noi Rovigo, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella.
Oggi vi prepareremo un filettino al pepe verde, un classico della cucina internazionale, preparato da noi per voi. Come potete vedere, noi davanti qua abbiamo un bel filettino di manzo che andremo a tagliare in medaglioni spessi circa 4 cm del peso di circa 200 grammi. Diciamo, questa è la misura media di un filettino, 200 grammi ed un'altezza minima di 4 cm. Filetto che poi andremo a cuocere infarinandolo leggermente e lo cuoceremo con una mistura di olio e burro in modo che non mi si bruci troppo velocemente il burro. Mentre la nostra padella si scalda, vi faccio vedere una cosuccia simpatica che assieme ad un mio carissimo collega che sicuramente conoscerete, Guerrino Maculan, abbiamo visto fare dai nostri chef in Giappone alcuni anni fa. Per mantenere tutte le fettine di filetto regolari, loro prendono un pezzettino di spago, lo legano così e qui sul retro gli creano semplicemente un doppio nodo. Cerco di farvelo vedere il meglio possibile, una doppia asoletta che vanno a tirare in questa maniera. Quando il filetto sarà cotto, tirando lo spago si sfilerà, però come potete vedere mantiene una bellissima forma rotonda. Prendiamo la nostra noce di burro ed un filo d'olio, il filettino che abbiamo preparato lo infariniamo anche sul bordo, eliminiamo l'eccesso di farina ed andiamo a rosolarlo in padella. Come sicuramente sapete, il filetto è un piatto che va servito al sangue, è una carne che va servita al sangue. Perciò la lasciamo cuocere 2 minutini da una parte, la voltiamo, la cuociamo per altri 2 minuti per l'altro verso, dopodiché andiamo subito a bagnarla con un goccio di brandy che lasceremo flambare. Ci aggiungeremo una punta di senape, un pochino di sale, e abbastanza panna. Ecco, in questo caso creiamo un sughetto abbondante, giriamo il filettino in modo che la nostra senape vada a distribuirsi con la salsa e poi dopo aggiungeremo il pepe verde che possiamo aggiungere sia intero che leggermente pestato con il tritacarne, con il batticarne, in modo che esalti maggiormente il sapore appunto del pepe verde. Allora, prendiamo il nostro pepe verde, ne mettiamo un pochino sopra il tagliere, con l'aiuto di un coltello o di un batticarne andiamo leggermente a battere questo po' di pepe. Questo sarà quello che ci dà maggiore aroma. Lo aggiungiamo in ultima proprio per questo motivo, perché ci sono delle ricette che prevedono l'aggiunta del pepe verde dopo aver bagnato con il brandy. Io personalmente preferisco aggiungerlo dopo, altrimenti diventa una cosa molto piccante e ad alcune persone potrebbe non piacere. Lasciamo cuocere ancora mezzo minuto, tempo che il pepe butti fuori tutto il suo profumo, dopodiché andiamo verso il nostro piatto e lo componiamo. Prendiamo inizialmente il filetto, lo appoggiamo al centro del piatto, prendiamo il nostro spaghetto e come potete vedere molto semplicemente si leva e il filetto mantiene la sua rotondità. Prendiamo la nostra salsina, la versiamo
sopra il nostro filettino, bella cremosa ed abbondante, un qualcosina di colorato che ci dia una nota di colore, può essere una foglia di radicchio, può essere una piccola dadolata di pomodorini, una spruzzata di prezzemolo, quello che avete a portata di mano. Chiudiamo con altri 2 chicchi di pepe verde attorno, sempre per dare un tocco di estetica al piatto, ed andiamo a gustarcelo in santa pace.